Buongiorno, ben ritrovati, siamo nuovamente in diretta e come ogni giorno vi ricordo alle 12:30 la conferenza stampa del Presidente Luca Zaia dell'unità di crisi di Marghera per fare il punto della situazione sul Covid, ma non solo, ma per parlare anche di AstraZeneca, della riprogrammazione per questo vaccino dopo le polemiche e capire che cosa accadrà per chi ha già fatto la prima dose. Ieri domenica 13 giugno è stata la festa di Sant'Antonio, noi abbiamo seguito passo dopo passo, minuto dopo minuto questa bellissima cerimonia e vi riproporremo durante questa diretta i momenti più belli, più emozionanti di questa giornata che ha coinvolto davvero tantissime persone, tantissimi pellegrini. E prima di presentarvi il mio primo ospite, anche una notizia di cronaca, perché c'è stata una scossa di terremoto di 3,2 gradi della scala Richter che ha interessato la zona di Eraclea nel Veneziano. Lo ha reso noto la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, che segnala come il fatto sia accaduto alle 8:31 di questa mattina. L'epicentro è stato individuato a 30 metri di profondità, a 9 km est-sud-est di Eraclea. Al momento non sono stati segnalati danni a cose e persone. Ed ora vi presento subito il nostro primo ospite, che è l'assessore regionale alle attività produttive Roberto Marcato. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno. Dunque, con lei partiamo subito da una delle notizie che continuano a girare, perché manca personale, le imprese sono disperate, si sta cercando lavoratori da una parte, dall'altra invece abbiamo ancora il problema grave, grossissimo, dello sblocco prima o poi dei licenziamenti, che potrebbe causare, sembra un paradosso, da una parte si cercano i lavoratori, dall'altra però adesso il rischio è che molti rimangano a casa. Sì, allora sullo sblocco dei licenziamenti però subito una cosa: per quanto riguarda il Veneto, da uno studio di Unioncamere risulterebbe che solo il 7% delle aziende potrebbe licenziare una parte dei propri dipendenti. Dopodiché ed è tutto evidente che anche una persona che perde il lavoro, per quella persona è un dramma. Ma da un punto di vista statistico diciamo che l'impatto nella nostra regione sarebbe nettamente inferiore rispetto ad altre parti del paese, quindi intanto diciamo questo. Per cui per quanto ci riguarda anche un eventuale sblocco dei licenziamenti non avrebbe queste ripercussioni così pesanti nel nostro Veneto. Dopodiché, come dice lei, questa è almeno apparentemente una contraddizione, perché da una parte abbiamo paura che le aziende licenzino, dall'altra parte ci sono molte aziende simili a quelle che potrebbero anche licenziare che non riescono a trovare personale. Qui c'è un tema che, ahimè, durante questo anno e mezzo di pandemia alcuni professionisti, visto il futuro oscuro, hanno dovuto riadattarsi a fare altri lavori, immagino a camerieri, cuochi, personale addetto alla reception, cioè tutto quel mondo che lavorava nell'ambito del turismo, della ristorazione, ahimè, di fronte a una prospettiva incerta ha dovuto in qualche modo arrangiarsi e trovare un altro lavoro. È chiaro che queste professionalità rischi di perderle per sempre, ma è il tema che avevamo detto anche tempo fa. Insomma, questo è davvero un problema grave. Dopodiché io credo che ci sia anche un altro tema che forse è più culturale e sociale, che riguarda il reddito di cittadinanza o altri provvedimenti simili, che francamente stimolano poco a trovarci un lavoro. Ecco, là ha fatto una riflessione profondissima: va radicalmente cambiato, se non cancellato, il reddito di cittadinanza. Senta, alta discussione attuale è il Green Pass, quando si dice anche per quanto riguarda i locali per far entrare le persone, e avevamo sentito ristoratori, albergatori che ci dicevano potrebbe essere per noi un disastro totale, oltre già a quello che abbiamo.
Allora, qui la discussione è molto delicata, nel senso che io non sono per l'obbligo per legge dei vaccini, nel senso che la libertà individuale è un elemento sacro e inviolabile. Dopodiché io sono profondamente convinto che il vaccino sia l'unico baluardo che abbiamo contro questo maledettissimo virus e tutte le sue varianti, per cui bisogna trovare come dire, una risposta che contempli la libertà individuale da una parte, l'obbligo di mettere in sicurezza la popolazione e la sostenibilità economica delle aziende, e questo è il lavoro della politica. Io comunque sono dell'avviso che nel momento in cui si apre tutto, anche il Green Pass per quanto riguarda l'impatto eventuale sulla ristorazione, sulle discoteche, diventa un problema minore. È ovvio che oggi tutto può diventare un problema, perché arriviamo, soprattutto per certi settori, da un anno e mezzo drammatico, quindi è chiaro che si vede tutto con molto timore. Però io credo insomma che con l'aumento dei vaccinati, con la perdita di potenza del virus, si possa arrivare anche a un approccio più sereno nel momento in cui si devono prendere delle decisioni. Certo che Assessore, in questo periodo insomma sicuramente si registra anche molta confusione, perché anche politicamente non si capisce bene, si apre però ci sarà il Green Pass, non ci sarà il Green Pass. Adesso anche il problema della Gran Bretagna con l'aumento dei contagi della variante inglese, che comunque preoccupa non solo la Gran Bretagna ma anche l'Italia. Sì, allora la prima cosa da fare sarebbe quella di contingentare la presenza dei virologi, degli esperti, degli scienziati, dei ricercatori nei media. Questa è la prima cosa da fare in assoluto, perché loro non hanno gli strumenti comunicativi, come dire, pop, non li hanno, loro parlano da scienziati. Noi non abbiamo gli strumenti scientifici per interpretare e capire la comunicazione. Da questo nasce un disastro comunicativo che crea terrorismo da una parte o lassismo dall'altra. Quindi, siccome noi siamo abituati, noi profani, noi che non siamo scienziati, a ragionare in termini molto pratici, quando uno scienziato ti dice il virus ha perso tutta la sua potenza, io capisco che da domani mattina posso andare in giro senza mascherina, che non c'è più nessun pericolo, posso andare a trovare mia bisnonna di 180 anni che, anche se è cardiopatica, non le succede niente. In realtà il virologo ti sta dicendo il virus ha perso di potenza, ma ci sono le varianti che possono essere pericolose, ma ci può essere una recrudescenza e quindi bisogna stare attenti. Sono linguaggi completamente diversi. Allora, primo, contingentare la presenza di questi scienziati nei media, anzi io proprio la toglierei. Abbiamo un CTS, è un organo preposto per questo, lasciamo che la comunicazione la facciano solo loro, e tutti noi saremo più sereni, perché non possiamo delegare alla persona di strada, a Marcato, a lei, la decisione se fare AstraZeneca oppure no, perché non siamo in grado di capire queste cose qua. Ci sono gli organi preposti che lo facciano, ma soprattutto non può essere che in una stessa sera tu hai un virologo che dice siamo fuori pericolo e un altro virologo che dice attenzione perché c'è il rischio domani mattina di un ritorno delle morti. Non può essere, perché io, cittadino normale che guardo la televisione, vado nel panico, e poi viene ingenerata nella popolazione una sfiducia nelle istituzioni, e questo in un momento pandemico che stiamo ancora vivendo non va assolutamente bene. Non va bene anche perché ci deve essere una ripartenza economica importante, la situazione è davvero grave, è cambiata la visione sicuramente del nostro mondo, del nostro modo di vivere, ma l'economia deve per forza ripartire. Allora, anche qui ragioniamo a bocce ferme. Con i dati che abbiamo oggi, a queste condizioni, noi abbiamo una proiezione, parlo del Veneto ovviamente, certo, di crescita superiore alla media nazionale. Cioè il Veneto
si è già messo in moto, è stato in grado di reagire in maniera anche muscolare e straordinaria alla crisi. Ci sono dei settori che stanno avendo dei risultati che sono migliori del pre-Covid, ovviamente ci sono altri settori che stanno ancora soffrendo molto, ma anche quei settori stanno dando dei segnali interessanti, ma a voce ferme, perché ovviamente se domani mattina la variante inglese che oggi sta determinando dei decessi anche fra i vaccinati dovesse arrivare ai nostri confini e provocare dei disagi, è chiaro che viene rimesso in discussione tutto. È per questo che questa ripartenza che noi stiamo vivendo oggi ha bisogno di tutto tranne che di confusione. Noi abbiamo bisogno di domare questo maledetto virus, lui e tutte le sue varianti, di domarlo una volta per tutte, e dobbiamo accompagnare e aiutare la ripartenza per trovare una nuova normalità, perché quella di prima non ce l'avevo più. Magari può essere anche un bene, chi lo sa. Assessore, volevo leggerle un allarme lanciato da Confartigianato. Dice: allarme rosso sul rincaro delle materie prime industriali, i cui costi sono andati alle stelle. Anche le imprese artigiane venete, secondo la locale Confartigianato, ne stanno subendo le durissime conseguenze che mettono a rischio la competitività e la definitiva ripartenza in questa fase ancora complessa di convivenza con la pandemia. Hanno perfettamente ragione, questo è un dramma. Ecco, ancora una volta però l'Europa si dimostra non all'altezza delle aspettative, perché allora, so perfettamente che c'è la libera concorrenza, so perfettamente che se uno decide di aumentare i prezzi lo può fare, tutto quello che vogliamo, la libertà di impresa, tutto quello che vogliamo, ma una capacità di calmierare aumenti di prezzi irragionevoli e assolutamente speculativi, questo sì, perché è del tutto evidente che nel momento in cui un'azienda sta per ripartire e il prezzo del legno è decuplicato, per cui la fattura che deve emettere al proprio cliente, se tiene conto del prezzo del legno va fuori mercato, se non tiene conto chiude, questo diventa un dramma assoluto. Ma allora qui un'azione politica forte serve, noi l'abbiamo detto, lo diciamo al governo. Il governo non riesce da solo, va bene, facciamo una sorta di lobby geografica con l'Europa, ma è in questi casi che l'Europa serve. È in questi casi che l'Europa serve. Quei prezzi vanno calmierati perché, ripeto, non c'è nessun motivo tecnico per cui il prezzo del legno in alcuni casi sia decuplicato. Non c'è nessun motivo tecnico, per cui il ferro costa così tanto. Perché cosa è successo per quanto riguarda il ferro negli ultimi 4 mesi? Cosa è successo? Nulla, sono speculazioni. E allora qui un osservatorio dei prezzi europeo che possa agire effettivamente è vitale per la ripresa, altrimenti già abbiamo aziende fragili che hanno passato la tempesta nell'ultimo anno e mezzo. Mettiamo un carico da 90 di questa natura, è chiaro che tu metti una zavorra alla possibilità di volare, che impedisce di fare qualsiasi attività. Assessore, un'ultima domanda: a livello regionale come vi state muovendo per sostenere le imprese? Guardi, noi facciamo 2 cose fondamentalmente. Uno, un collegamento strettissimo con il mondo dell'impresa. Tutti i provvedimenti che ho fatto nell'ultimo anno e mezzo sono stati condivisi con il mondo delle imprese. Non mi sono inventato nulla. E dopo aver condiviso esigenze e strategie, ovviamente io poi ho costruito dei servizi finanziari, dei prodotti a fondo perduto, dei sistemi di aiuto per le imprese, dove abbiamo iniettato nel sistema davvero molta liquidità e continuiamo a farlo sia con la parte finanziaria che con quella economica. Assessore, la ringrazio, grazie davvero, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a voi, è sempre un piacere, grazie a voi. Grazie. Adesso ci fermiamo solo qualche istante di pubblicità, poi ci collegheremo con un altro ospite e torneremo anche a parlare proprio delle imprese e di questa problematica non indifferente del rincaro delle materie prime. Pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, siamo ancora in diretta e vi presento subito l'ospite che è con noi collegato, Nicola Palumbo, consulente aziendale, buongiorno. Salve, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Buongiorno, senta, io vorrei proprio parlare con lei di questo allarme che è stato lanciato, ne abbiamo parlato anche con l'assessore Marcato, lanciato da Confartigianato, un aumento fino al 33,4%, che non è poco, del percento per quanto riguarda le materie prime industriali, e questo mette davvero in grande difficoltà le imprese. Sì, beh, è una cosa che purtroppo dura da tanti mesi e che non è solo per le imprese artigiane e che non è solo purtroppo del 33%, ci sono materie prime che arrivano anche al 200% rispetto al pre-emergenza Covid. Se noi andiamo a guardare il rame, il nichel, lo zinco, il ferro, l'acciaio, il petrolio e tutto ciò che deriva, la gomma, quindi si parla di aumenti veramente cospicui che vanno ad incidere sui margini, sui tempi, sulle consegne. A volte gli artigiani nostri, gli imprenditori nostri hanno contratti in essere già da tanti mesi, sono contratti che hanno già fissato un prezzo e che quindi con l'aumento della materia prima andranno a vedere una riduzione della marginalità. Questa è una questione veramente importante che sta mettendo in forte crisi molte aziende. Io sono di Montebelluna e noi qui abbiamo un settore, un distretto della calzatura tecnica sportiva con una specializzazione sull'outdoor, sulla montagna, che da tantissimi anni ormai rende questo settore, il distretto nostro, particolarmente famoso e noto nel mondo. Io in questi mesi parlavo con imprenditori che sono preoccupatissimi e che hanno dovuto combattere delle vere battaglie per stare dentro i prezzi, ma non sarà possibile perché comunque alla fine credo, è una cosa che non si potrà farne a meno, temo che si andrà a caricare il prezzo al dettaglio facendo salire l'inflazione e il prezzo al consumo. Quindi alla fine la filiera non potrà farsi carico di ogni aumento e saremo noi, acquirenti, consumatori, a dover pagare un prezzo superiore per quei stessi prodotti. È una crisi che riguarda tutti e che ha mille fattori, non tutti sono molto chiari, diceva l'assessore bene prima, alcune cose non hanno molto senso, come ad esempio l'aumento del legno, anche il legno per fare i pallet, i bancali, che è un legno non di pregio sicuramente, ma che ha un aumento del 30%. Ora andrebbe capito perché, essendo che si tratta di materiali di scarto. Ci sono altri prodotti che magari sono poco noti, delle colle che servono per fabbricare la calzatura, che arrivano anche al 400% in più. Ora le faccio capire, le faccio pensare anche cosa significa questo per un'azienda, un artigiano che sul poco margine ma sui grandi volumi fa la maggior parte della sua azienda, della sua sostenibilità aziendale. Ecco, l'idea di fare un osservatorio per valutare e verificare questi rialzi. Ma l'osservatorio è una cosa buona, come tutte le cose che ci danno un'immagine istantanea della situazione. Quando noi analizziamo i dati non è mai sbagliato e osservare ciò che succede è sempre giusto, quindi non posso essere contro, ma io andrei a capire anche perché noi in Italia, Unione Europea, anche siamo così dipendenti da dei paesi in zona Far East, quindi Cina, Vietnam, Indonesia, eccetera. Forse sarebbe opportuno ripensare anche a un certo modo di sviluppare le nostre produzioni. So che in tanti ci stanno pensando, so che in tanti imprenditori stanno pensando di riportare in Italia o in Europa o in Veneto, dipende dal settore, buona parte della loro produzione, almeno nel medio-alto. Ci vorrà tempo perché si parla di grandi aziende che quindi hanno dei processi di cambiamento interno particolarmente lenti e quindi io andrei a lavorare molto lì, cioè sulla capacità di trarre qui in Italia quelle produzioni che oggi invece sono fuori. Che è un po' un processo inverso da quello prima della pandemia, dove in realtà le grosse aziende si spostavano all'estero. Certo, oggi ci siamo resi conto che dipendere dalla Cina, e non dico Cina per intendere solo quel grande paese, ma anche tutti i paesi che sono produttori con manodopera a basso costo e che si trovano nel Far East del mondo, dipendere troppo da questi paesi sta diventando sempre di più un fattore di grande rischio aziendale per la programmazione a medio e lungo termine. Questo sta incidendo moltissimo anche sul trasporto via nave.
Noi abbiamo trasporti che oggi sono molto complessi, molto costosi, è difficilissimo trovare container, so che sembra assurdo, ma un container oggi costa 3-4 volte quello che costava prima dell'emergenza Covid, e questo rende tutto particolarmente difficile e instabile. È molto difficile programmare una consegna, essere rispettosi di un accordo, di un contratto verso un proprio rivenditore, e erode la marginalità, e questo è senza dubbio un rischio che non dobbiamo correre, anche se ormai siamo nel mezzo di questa tempesta. Si pensa e si spera che per fine estate, almeno gli informati ci vengono a dire che per fine estate si dovrebbe tornare a una situazione più gestibile, lo speriamo, ma questa emergenza, unita all'emergenza Covid che ha fermato per mesi le consegne dalla Cina, ci devono far pensare che forse la manodopera a basso costo, certo, è un aspetto per essere competitivi, ma anche probabilmente avere qui in Italia, nelle nostre terre, quella produzione che ci consente forse magari di essere un po' meno competitivi come prezzo, ma di essere più pronti just in time nella produzione, nelle consegne, potrebbe essere un modo per ridurre questo rischio. Una cosa di cui non si parla molto, scusi, che vedo che non se ne parla, è che me lo dicono imprenditori che costantemente sono in collegamento con la Cina. Tante zone della Cina, dei più importanti porti, sono chiuse per Covid. Cioè, io so che il governo cinese non fa della comunicazione come dire, un suo cardine, però c'è proprio questo messaggio di porti, aziende, produzioni che ancora vanno un po' alternate perché c'è ancora l'emergenza Covid e interventi governativi che vanno a chiudere le aziende. Ora, questo non è ben augurante. Ecco, il fatto appunto che le aziende, insomma, qualche azienda, si spera gruppi grossi rientrino in Italia, è anche l'effetto appunto della pandemia, l'effetto di quello che tutto sommato ancora c'è. Sì, senza dubbio. Ora, sarebbe molto bello, sarebbe molto appagante e molto, come dire, rivoluzionario anche rispetto a quello che c'era fino a poco fa, se da questa emergenza noi uscissimo con una concezione di impresa più basata sul territorio, sul valore da condividere nel territorio in cui hai la tua sede e sei nato, perché questo vorrebbe dire comunque ridare occupazione, ridare valore a certe attività che qui hanno una loro origine e come dire, ripartire con certi principi anche formativi nelle scuole e istituti che oggi abbiamo perso. Qui da noi si fa una fatica enorme a assumere modellisti capaci, già pronti, perché ce ne sono pochi e questo è un po' il grande tema dei nostri anni. Le aziende vogliono tornare, mancano le competenze specifiche. A questo punto la componente politica con cui lei parlava prima, che sicuramente sa di che cosa stiamo parlando, dovrebbe mettersi in moto per riportare anche un certo modo di fare formazione per i giovani talenti. Ecco, fra l'altro lei toccava anche la questione, la problematica del personale, che in questo momento, ne abbiamo parlato anche prima, insomma le imprese sono alla ricerca di personale, anche se poi appunto abbiamo parlato anche dello sblocco dei licenziamenti, come diceva Marcato, insomma nel Veneto dovrebbe essere una cosa contenuta. Sì. Beh, allora, questo è un grande tema che concerne giovani, meno giovani e aziende. Il Covid ci ha sbattuto in faccia la nostra fragilità rispetto al mondo dell'occupazione, con mestieri occasionali che sono diventati necessari per arrivare a fine mese. Oggi la grande questione, secondo me, è sempre quella dell'imposizione, del cuneo, del fisco sul contratto lavorativo. Oggi noi abbiamo dipendenti che all'azienda costano 2 volte e mezzo rispetto a ciò che il dipendente stesso percepisce in busta paga. Noi possiamo anche parlare del fatto che gli stipendi siano bassi o le occupazioni o il posto non sia lusinghiero, ma finché noi non iniziamo ad incidere su ciò che ci costa un dipendente in termini di imposizione, non ne andiamo fuori. Confido che con le risorse del Recovery Plan del Next Generation EU ci potranno essere interventi in questo senso. Un dipendente oggi costa troppo
e percepisce poco, e questo non può andare avanti troppo. Ci sarebbe da cambiare non poco. No, serve da cambiare un poco, ma come dire, di sicuro sarebbe un intervento molto costoso, ma sono certo che sia uno di quegli interventi legislativi che nel lungo periodo potrebbero portare miglioramenti. Ripeto, un dipendente che oggi percepisce 1.300 euro e l'azienda costa 2.800 euro al mese. Quindi non è facile assumere, non è facile proporre contratti all'altezza. Se non si propongono contratti all'altezza, il lavoratore si guarda attorno e non accetta, giustamente, perché deve vivere, e quindi stiamo in una situazione di forte squilibrio in cui la domanda non incontra mai l'offerta, e quindi si creano queste situazioni di cui lei parlava con l'assessore prima. Ecco, fra l'altro, come parlavamo anche con l'assessore, la Green Pass di certo non aiuta, nel senso che aiuta perché è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone, questo è assolutamente ed è importante. Dall'altra però qualcuno dice sì, ma se noi dobbiamo controllare anche per quanto riguarda gli albergatori, dicevamo prima, e i ristoratori, per noi diventa un po' un boomerang questo. È vero anche però che questa è una situazione figlia dei nostri tempi, siamo in un'emergenza, purtroppo siamo ancora dentro a un'emergenza Covid che speriamo possa essere sempre meno insistente e pressante. Green Pass è un modo per far ripartire alcuni tipi di settori che se no sarebbero in forte crisi, non potrebbero aprire più. Dobbiamo gestire molto bene con lucidità questa fase di transizione, perché sono convinto che il Green Pass non sarà per sempre, ovviamente, perché come tutte le cose anche l'emergenza Covid ha un inizio e una fine. Speriamo che la fine sia breve, e oggi dobbiamo comunque stare in un limbo non facile, mi metto nei panni di chi è una partita IVA, non facile, però che non presenta alternative, credo, perché l'alternativa che tutti noi vorremmo è tutto libero, no al Green Pass, no al virus, torniamo a come era prima. Non si può fare. Non si può di certo tornare a come era prima, questo è sicuro. Nel breve periodo no, speriamo che nel medio quantomeno sì. Quindi adattiamoci, cerchiamo di trovare l'accortezza legislativa giusta che ci permetta poi di essere competitivi, di essere pronti e attenti. Altro non possiamo fare oggi, altro non possiamo fare perché abbiamo sulla spalla un amico che si chiama coronavirus, che è con noi da 1 anno e mezzo, e finché resta qui dobbiamo convivere con questo ospite sgradito. Nicola, la ringrazio davvero, abbiamo visto, lo vediamo, Luca Zaia è arrivato, grazie davvero, grazie, buona giornata. Salve, arrivederci. Allora, partirei subito col bollettino così recuperiamo velocemente i 3 minuti. Test rapidi 4.999.507 e i test molecolari 5.525.000. Il totale sono 10 milioni e mezzo, 10.522.000 per l'esattezza. I positivi nelle ultime 24 ore sono 19, che rapportati a 6.449 tamponi rappresentano lo 0,29% della prevalenza sui tamponi fatti. I positivi dall'inizio del 21 febbraio 2020 sono 424.634. I positivi ad oggi, in virtù delle negativizzazioni, sono 5.880. Numero di ricoverati totali sono 444. Ricoverati in area non critica sono 392, in terapia intensiva 52. Se ai 52 sommiamo i ricoverati in terapia intensiva non Covid, che sono 348, il totale, riuscite a farlo al volo, è 400. Totale dei decessi 11.006, invariato.
totale dei dimessi 21.987. Voi sapete che era dal 20 di agosto che non avevamo 0 di mortalità. L'ultima data è il 20 agosto 2020 e dopodiché abbiamo avuto ovviamente mortalità variabili, con giorni minimali, con giorni in maniera importante. Allora, proprio per evitare di stare qui a farvi perdere tempo, voi sapete che ci sono state un po' di novità nel fine settimana e allora approfitto della vostra collaborazione, e poi voi avete filo diretto con i cittadini, di fare un po' di chiarezza su quello che è accaduto rispetto all'utilizzo dei vaccini, perché poi mi metto anche nei panni di molti cittadini che qualche quesito se lo pongono, no? Allora, cominciamo col dire che dall'8 di aprile, della famosa circolare dell'8 aprile, nella quale si stabiliva, dopo tutta questa altalenante posizione sugli vaccini a vettore virale, cioè AstraZeneca e Johnson & Johnson, dall'8 d'aprile a livello nazionale si è stabilito che Johnson & Johnson e AstraZeneca dovevano essere somministrati in via raccomandata, diciamo, era fortemente raccomandata a chi aveva più di 60 anni, o meglio, a chi ha più di 60 anni. Poi con tutta una serie di variabili, la possibilità di fare open day, c'è una circolare del CTS. Allora, la scelta che ha fatto la Regione del Veneto è stata quella di dire sempre ai suoi direttori di provvedere a vaccinazioni con i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson solo a chi ha più di 60 anni. E questo in linea generale, non nella quasi totalità, perché poi le eccezioni ci sono sempre, è avvenuto. Prova ne sia che noi non abbiamo mai fatto i famosi open day. Cos'è un open day? È un centro vaccinale aperto dove chi vuole vaccinarsi sa che si vaccina con quel vaccino, in questo caso molti colleghi hanno fatto AstraZeneca o Johnson & Johnson, ci vai a prescindere dalla tua età, ci puoi andare anche a 18 anni se vuoi, ricordo che erano autorizzati sopra i 18 anni, e lo fai senza appuntamento. Noi non abbiamo fatto questo. È accaduto poi, alla luce anche del decesso che c'è stato ragazzi in Liguria, che è ancora da chiarire per carità, e di altri fatti, di eventi trombotici profondi eccetera, che il CTS e quindi le autorità regolatrici a livello nazionale abbiano deciso di far scaturire una nuova circolare del Ministro che dice che sotto i 60 anni non si fanno i vaccini a vettore virale, cioè AstraZeneca e Johnson & Johnson. Questo lo dice a questo punto in maniera perentoria, cioè non c'è più la divagazione, la possibilità. Adesso lo fai solo sopra i 60 anni. Il circolare dice anche che chi ha il richiamo di AstraZeneca e ha meno di 60 anni può aver fatto meno di 60 anni perché o è un insegnante, ad esempio, o forza di polizia, categorie essenziali che sono arrivati al fine del percorso di 3 mesi, e ci sta, anche in Veneto ne abbiamo, oppure quelli che sono andati all'open day o che sono stati vaccinati strada facendo, comunque ad oggi, secondo la circolare, avranno un richiamo sotto i 60 anni. Il loro richiamo sarà di Pfizer o Moderna, cioè di vaccini ad RNA messaggero. Noi applichiamo pedissequamente quello che c'è scritto, nel senso che se c'è una persona con più di 60 anni il suo richiamo lo fa con AstraZeneca, perché è l'unico vaccino a vettore virale che prevede un richiamo. Se ha meno di 60 anni gli potranno somministrare Pfizer o Moderna. Punto. Detto questo, resta non poco imbarazzante tutto quello che è accaduto in questi mesi, perché voglio ricordarvi che AstraZeneca è un vaccino che è stato fortemente consigliato sotto i 55 anni, poi fortemente consigliato sotto i 60 anni e poi fortemente raccomandato sopra i 60 anni. Di mezzo ci siamo noi a dover parare le pallonate che arrivano nei posti più disparati della porta. Perché noi? Perché noi siamo quelli che fanno la programmazione, quindi mettetevi nei panni delle 1600 persone che sono nei centri vaccinali e del gruppo degli ingegneri gestionali che programma tutto, che si ritrova ogni giorno una novità. Quanti sono i richiami AstraZeneca
di cittadini veneti sotto i 60 anni, sono 36.000, sono circa 36.000, che sono esattamente i vaccini, lo voglio scandire bene, non che noi abbiamo fatto perché come tutti facevano, no, noi ne abbiamo pochi rispetto agli altri, perché sono i richiami di 3 mesi fa che adesso stanno arrivando, sono al giro di boa, sono gli insegnanti, le categorie essenziali e quant'altro. Anche noi abbiamo difficoltà. Puntiamo tanto sulla 7ª dose di Pfizer, sullo spremere il limone fino alla fine di quella boccetta per portare fuori una dose in più. Vi ricordo che siamo passati da 5 a 6 e da 6 a 7 dosi, proprio anche con una maestria nel prelevare il siero. Però c'è ovviamente tutto un problema di riprogrammazione, perché noi abbiamo 36.000 persone segnate nelle agende con AstraZeneca. Sono 36.000 dosi che dovranno essere segnate nelle agende. Ovviamente non è che ce le abbiamo tutte domani o sta settimana, sono diluite per fortuna. Insomma, stiamo cercando, nella speranza anche che ci venga riconosciuto una ulteriore fornitura di vaccini, ma ho l'impressione che a luglio non sarà proprio tutto così rosea la fornitura dei vaccini, nel senso che da quello che si capisce non ci saranno trend in aumento, ma sarebbe già una fortuna averli stabilizzati come giugno, e quindi noi dobbiamo far fronte anche a questo nuovo problema. Però noi non ci scoraggiamo, siamo pronti ad andare avanti, stiamo vaccinando bene. Diciamo che il rigore che abbiamo tenuto nel scendere con classi di età, vi ricordate quanto ossessionati siamo stati, no? Gli over 80, il 70, il 60, il 50, il 40, senza saperlo ci ha salvato da un guaio che poteva essere molto più grande, perché se noi avessimo fatto magari come qualche altra regione, saltando dai 70, poi aprivamo i 40 e visto che c'eravamo utilizzavamo un po' di AstraZeneca per avere il magazzino evaso, eccetera. Oggi noi avremmo dei richiami in seconda dose molto più importanti di 36.000 dosi. Questo è il succo del discorso. La situazione di oggi è vi do il magazzino di oggi. Allora, noi abbiamo inoculato 3.384.000 dosi ad oggi. Cicli completi sono 1.081.000. Vi do, vi ricordo un dato che secondo me è interessante. Sopra gli 80 anni siamo oltre al 98%, poi abbiamo sopra scusate, prendo una tabella più aggiornata, scusate un attimo. Eccola qua. Allora, sopra eccola qua. Eccoci. Allora, sopra gli 80 anni vi volevo darvi un dato aggiornato. Siamo al 98% praticamente. Dai 70 ai 79 anni siamo ormai arrivati all'88%. Dai 60 a 69 anni siamo arrivati all'81%. Dai 50 ai 59 anni siamo arrivati al 68%, anzi 69 per essere esatti. Dai 40 ai 49 anni siamo arrivati al 65%. E poi si va scendendo nelle altre categorie. Quindi sta andando bene. Perché? Perché noi abbiamo investito sulle fasce d'età. Possiamo dire con tranquillità che la messa in sicurezza degli over 60 è avvenuta. Tutto qua adesso, siccome ogni giorno ha la sua pena, non sappiamo cosa ci riserveranno i prossimi giorni. Vedo un grande dibattito anche tenuto in piedi da EMA, che dice ma come, noi non abbiamo mai detto, cioè, sì, ho capito, ma noi abbiamo un ente regolatore nazionale che si chiama AIFA, abbiamo un comitato tecnico scientifico nazionale per il coronavirus che emana delle direttive, noi le rispettiamo
e a questo punto con il senno di poi abbiamo fatto bene a fare la scelta di non vaccinare gli over 60. Ripeto, scusatemi, gli under 60 con i vaccini AstraZeneca e Johnson Johnson ce ne sono stati anche da noi, ma in maniera infinitesimale, cioè noi abbiamo fatto una scelta assolutamente di campo, tanto è vero che, come ripeto, non abbiamo fatto gli open day. Beh, siamo la penultima regione, se non la ultima per percentuale, sì, però noi siamo al 4%, quanto è il 4%? Il Friuli è al 3%, su AstraZeneca su più 60 anni. L'utilizzo di AstraZeneca su più 60 anni. È uscita una tabella su qualche giornale o comunque insomma l'abbiamo vista noi, insomma, ecco, quindi noi siamo al 4%, dopo di noi c'è solo il Friuli. 4% di utilizzo di AstraZeneca? Sotto i 60 anni. Sì, sì. Sì, per noi infinitesimale. Diciamo che adesso la vedete rovesciata la tabella, no? È inversamente proporzionale alla classifica che c'era una volta, no? Rispetto ai magazzini. Prego. Tosato, Nicolussi, Ranzan. Buongiorno Presidente. Una domanda che le sembrerà ingenua, però credo che sia una domanda diffusa. Perché il vaccino AstraZeneca, che è ritenuto potenzialmente pericoloso, comunque fonte di un qualche rischio per gli under 60, dovrebbe diventare innocuo per gli over 60? È una domanda che molte persone, soprattutto sopra i 60 anni, si fanno. Sì, allora guarda, io penso questo riguarda il mondo scientifico. Allora, le possibilità di trombosi profonde o complicanze sono ovviamente infinitesimali. Se noi pensiamo anche ai fatti di cronaca che ci sono stati riportati da voi, dai vostri colleghi, ne viene fuori che rapportati agli oltre 40 milioni di vaccini fatti, stiamo parlando veramente di casi rari. Poi dopodiché è ovvio che chi emette un parere, cioè il CTS, deve mettere una deadline, no, dell'età. È come quando vediamo il bugiardino di qualsiasi farmaco, cioè sotto i 10 anni, sotto i 12 anni, uno dice vabbè, se uno ha 9 anni e mezzo, cioè, se non gli fa male a quello che ha 10 anni e un giorno invece gli fa bene, cioè, questo è una deadline. Diciamo che è una deadline prudenziale che dovrebbe in via teorica mettere in sicurezza tutti quelli che hanno più di 60 anni, perché probabilmente andrebbe bene anche per quelli che ne hanno 50 di anni, e dall'altro mettere in sicurezza quelli che sono giù sotto, che magari possono rischiare di più. Cioè, voi sapete che AstraZeneca ne è venuto fuori che gli eventi rari di trombosi rare, profonde, si hanno soprattutto sulle donne giovani. Da lì parte il ragionamento, ma non stiamo parlando, guardate, non spetta a me a difendere vaccini, io vi dico quello che c'è scritto e mi guardo bene anche ad esprimere commenti. Dico semplicemente che stiamo parlando comunque di eventi rari, cioè a dire ad oggi in Veneto noi non abbiamo avuto questo evento raro e abbiamo inoculato 3 milioni, quello che vi ho detto prima, 3 milioni 300 mila dosi, se non ricordo male, 3 milioni 384 mila dosi. Ecco, ci diceva sono circa 36.000 i richiami che saranno effettuati con AstraZeneca. No, che saranno effettuati sono under 60, cioè sono persone che hanno meno di 60 anni, sì, certo, che sono in richiamo di seconda dose e non faranno più AstraZeneca. Certo. Devo dirvi, anche se in maniera rara, che qualche cittadino ha rifiutato il richiamo eterologo. Abbiamo avuto 4 casi fino adesso. Noi mettiamo a verbale, ovviamente, in modo tale che l'anagrafe vaccinale resti segno del rifiuto. Noi non possiamo, in Veneto abbiamo deciso di non fare divagazioni sul tema, cioè, anche perché se c'è un ente regolatore è valido per tutti, perché se ognuno si fa la sua roba su misura, dopodiché l'ente regolatore diventano i tribunali, lo sapete meglio di me. Pensate di avere una qualche difficoltà a sostituire? Non sarà facile. Intanto stiamo spremendo al massimo, come ho detto prima, come i limoni, i flaconcini per cercare di tirare fuori la 7ª dose dappertutto di Pfizer, e così per Moderna per le da 12ª a 13ª dose, se non ricordo male, da 12, 13. Al momento, se ne ritirate fuori l'11 siete bravissimi. No, ero a 12. Però capite che comunque già Pfizer da 6 passare a 7 non è una roba da poco, e dopodiché speriamo che il commissario
ci dia modo, io l'ho anche sentito peraltro, mi sembra domenica mattina, sì, ieri mattina, e fra l'altro il commissario è sempre disponibile, con il quale ho un ottimo rapporto, ci siamo sentiti, e io spero che il commissario trovi un po' di fornitura a livello internazionale per poter un po' controbilanciare questa sorpresa che abbiamo avuto. Ecco, vedo tanto dibattito, però voglio anche dire una cosa, me la dico da cittadino. Vorrei ricordare che in altri paesi il dibattito c'è stato qualche mese fa, c'è chi ha sospeso la somministrazione, c'è Canada, avete visto che Canada ha sospeso in blocco somministrazioni, noi abbiamo molti paesi europei che hanno fatto delle scelte molto ancora più dure della nostra, per cui sapete siamo in utilizzo di vaccini in via emergenziale, questo dobbiamo dire, l'autorizzazione in via emergenziale. Sono 7 mesi, anzi sono neanche 6 mesi di somministrazione, abbiamo iniziato il 27 dicembre, sto parlando dell'Italia, la Gran Bretagna ha iniziato un mese e mezzo prima e oggi al 27 giugno saranno 6 mesi. Ne abbiamo fatti 44 milioni di dosi in Italia, adesso bisogna cercare di... Arriveremo, adesso immagino che ormai siamo nella fase anche dell'autorizzazione definitiva di questi vaccini, no? Perché EMA poi li autorizzerà in via definitiva, vedremo quali saranno le altre definizioni. Le chiedo un'ultima cosa, per quanto riguarda le forniture, no? Giugno doveva essere un mese di forniture piuttosto abbondanti, per adesso gli impegni vengono mantenuti? Ma voi sapete che noi avevamo una tabella a fine giugno, però non voglio dirvi inesattezze. Io ce l'avevo in mano una settimana fa che vi ho dato, 10 giorni fa, e ci dava proiettato a fine giugno con gli annunci fatti meno 30% nel trimestre. Adesso ve l'aggiorniamo perché penso sia corretto, ormai abbiamo la certezza di cosa arriverà a fine giugno perché adesso abbiamo la certezza e vi dico nel trimestre quanto è arrivato. Certo è che noi oggi, per darvi un dato, abbiamo, scusate, eccolo qua, abbiamo in casa 279.992 dosi così distribuite, 137.356 AstraZeneca, però vi ricordo che noi praticamente gli over 60 abbiamo solo richiami adesso. Johnson & Johnson 88.724, questi sono numeri alti perché noi abbiamo accantonato perché non li facciamo sotto i 60. Moderna 16.919, Pfizer 41.993, cioè stiamo finendo praticamente, un altro giro, ma infatti noi pensiamo alla fornitura. Oggi dovrebbe arrivare, ci ha messaggiato stanotte, vi dico subito anche la quantità, stamattina dovrebbero essere arrivati, scusate, eccoci qua. Vi dico anche la quantità esatta, se la trovo. Non la trovo. Scusatemi, non la trovo. Niente. Vabbè, sono arrivati stamattina, se non fossero 28.000 dosi. Pfizer dovrebbe essere. Non, avevo mandato io un messaggio nella chat. Proprio in su avevo dato il dato. Vabbè, casomai l'assessore ce lo trova. E quindi questa è la situazione. Ok? Ringrazio. Prego. Nicolussi. Eccomi, buongiorno. Buongiorno. Allora, le riporto intanto due timori che ci hanno scritto i lettori. Allora, molti lettori sopra i 60 anni chiedono se eventualmente c'è la siccità e si possa fare seconda dose eterologa anche per loro. Al momento no. Ok. Guarda, io e i miei genitori lo fanno sta settimana, fanno AstraZeneca.
Sono domande che le giro. La seconda domanda, sempre il secondo timore, come dire, che vi giro è questo, cioè siccome nonostante il commissario Figliuolo abbia assicurato una nuova fornitura di Pfizer proprio per compensare questa emergenza, molti ci scrivono questo timore che ma adesso che anche chi ha fatto AstraZeneca deve fare il vaccino con Pfizer, non è che coloro che hanno fatto la prima dose di Pfizer si vedranno dilazionare ulteriormente il richiamo con Pfizer? No, okay. noi non abbiamo in programma questo. Quindi chi ha il richiamo fissato domani? Noi ad oggi confermiamo le date in agenda. Perfetto. Abbiamo solo questo inghippo di questi 36.000 che sono oggettivamente distribuiti, per fortuna. Okay. Mentre per quanto riguarda gli over 60 che hanno il richiamo con AstraZeneca restano i 342.000 o nel frattempo ne avete fatti un po'? Gli over 60 che hanno il richiamo con AstraZeneca. Ma ne abbiamo fatti, però non so dirti quanti. Sempre 342.000 o sono scesi? No, considera che sta settimana e la prossima faremo soprattutto richiami. Ok. Perché stanno arrivando le 12 settimane degli AstraZeneca. Cioè, stanno arrivando quelli di marzo, per capirci. Sì. Sotto i 60 con AstraZeneca, ne hanno fatti anche sto fine settimana, quindi anche quelli sono già diminuiti. Perfetto, allora ve lo chiedo perché abbiamo chiesto al generale Figliuolo che fine fanno gli AstraZeneca e i Johnson & Johnson avanzati, diceva che dovrebbero andare ai paesi COVAX. Ve l'hanno confermata questa cosa? No. Li tenete? Perché poi mi spiegavano giustamente coloro che si occupano, i farmacologi, che hanno una scadenza questi vaccini, molti scadono ad agosto. Per cui avete... Guarda, noi adesso abbiamo da chiudere la partita dei richiami e mettere in sicurezza definitiva gli over 60, sì. Che ormai, come si vede, è una roba consolidata, sopra i 60 anni è chiusa la partita. Dopodiché se AstraZeneca, e vedo che anche qui sono stato, come si dice, premonitore quando dissi guardate che va su un binario morto, ho detto anche il giorno della visita di Figliuolo, ci sta andando. Sì. Fermo restando che è un vaccino che ad esempio in Gran Bretagna è stato utilizzato. Sì, però bisogna anche dire tutti gli eventi avversi che hanno avuto in Gran Bretagna che nessuno mai dice. C'è un report in cui si segnalano 257 eventi avversi in Gran Bretagna, non è che lì non sia successo nulla. Sì, certo, certo. Così per onestà di informazione. L'altra cosa volevo capire se c'è un allarme particolare per quanto riguarda la variante indiana, perché adesso il Premier Draghi sta pensando addirittura di bloccare i voli in arrivo dalla Gran Bretagna. Voi nelle videoconferenze che fate, teleconferenze, avete avuto qualche... Noi dobbiamo andare avanti con un unico sistema, fare tamponi, non abbassare la guardia e sequenziare. Sappiamo in che percentuale è presente nel Veneto la variante indiana? No, adesso non te lo so dire, però potremmo invitare mercoledì la dottoressa Ricci, sì. E così vi do uno spaccato di qual è la situazione. Sì. Ci ricordiamo mercoledì la dottoressa Ricci. Infatti. Che è il nostro punto di riferimento per la sequenziazione oltretutto. L'ultima cosa che le chiedo è se sono partite le farmacie e se avete rilevato un tasso di opposizione delle persone a Johnson & Johnson. No, ancora no. Le farmacie stanno ultimando il corso, molte farmacie stanno ultimando il corso all'interno dei centri di vaccinazione, no? Quindi la formazione insomma aggiuntiva oltre il corso IS dell'Istituto Superiore di Sanità. Oggi pomeriggio alle 15:30 c'è un incontro conclusivo con loro, la parte invece informatica di Azienda Zero è stata risolta, io penso che nell'arco di una settimana potrebbero partire, ma oggi non sono partite. Però insomma ecco, la procedura si è conclusa e c'è questo incontro oggi di chiusura insomma del tutto. E che vaccini potrete dare loro? Perché Pfizer Johnson ne abbiamo poco. Johnson & Johnson? Over 60. Però se adesso avete una copertura altissima di over 60? Ma ce ne abbiamo ancora, guarda, io penso che saranno più o meno 140.000 ancora da fare, over 60. Okay. E quindi pensiamo che la politica dell'ultimo miglio per la vaccinazione possa funzionare. Lo ha già dimostrato con ormai siamo a 4.000 accessi liberi. Vi ricordo che in tutti i centri vaccinali chi ha più di 60 anni e vuole farsi vaccinare ha diritto ad andarci senza prenotazione e avere un'iniezione unica di vaccino che è Johnson & Johnson. Peraltro su Johnson & Johnson vorrei dire una roba, non so se per il nome che è familiare, no? Perché comunque gli italiani
la conoscono, evito di star qui a dirvi il perché. Ma comunque è un fatto di familiarità, è marketing questo. Voi perché c'è una sola dose, non c'è tutta sta ritrosia, cioè, per dire, il mondo del turismo ce l'ha sempre chiesto, per dire. È stato vissuto come un po' un limite quello dell'età, no? Alcuni sono riusciti comunque a farlo nelle pieghe, diciamo, delle possibilità. Però Johnson & Johnson non ho visto tutta sta... Forse anche perché la comunicazione si è concentrata di più su AstraZeneca, questa è un'altra verità. Beh, anche perché è diversa la formulazione, per cui probabilmente è per quella. Sì, però hanno tutti e due adenovirus, cioè quindi... Sì, però un conto è avere l'adenovirus dello scimpanzé, un conto è avere l'adenovirus di un essere umano. Per me che non sono uno scienziato, magari mi fa meno impressione sapere... Sì, ma certo, ma il vero tema comunque è quello del vettore virale. Esatto, infatti. Prego. Grazie. Vanzan. Buongiorno. Buongiorno. Presidente, lei prima ci ha dato le percentuali delle classi di età che differiscono rispetto ai fogli che ci avete fornito, soprattutto nella fascia 40-49 anni. I vaccinati prima dose sono 44%, lei dice il 65%, quindi abbiamo i prenotati. Se no, aspetta, non vorrei aver letto un'altra cosa. No, a meno che lei non intenda anche vaccinati. Sì, con i prenotati. Con i prenotati. Sì, okay. sì. Scusate. Hai fatto bene a chiarirlo, io vi ho dato dati vaccinati e prenotati, cioè la nostra situazione di oggi. Lei si ritiene soddisfatto per quanto riguarda i 40-49 anni di aver raggiunto 44-65%? È un buon dato secondo lei? Oppure allora, si aspettava qualcosa di più? Loro cresceranno ancora, considerate che adesso abbiamo agende che vanno ad agosto, quindi si sono ritrovati in quella finestra nella quale abbiamo aperto e subito dopo 4 o 5 giorni abbiamo aperto, se vi ricordate, agli over 12 e quindi c'è stato, dopo si è creato l'imbuto. Probabilmente molti hanno anche atteso, sì, ma lo farò, mi programmerò, si sono trovati tutti i ragazzi che si sono fatti 400.000 prenotazioni, vi ricordo i ragazzi. Scusi, questo volevo il dato aggiornato dai 12 anni in su. Ce l'hanno messo anche. Aspetta. Noi abbiamo dai 12 ai 19 la popolazione target, allora vi vediamo la tabella dopo, dai 12 ai 19 la popolazione target over 12 è 374.000. Un 4% hanno fatto il vaccino. E hanno un 4%, cicli con la copertura piazzale del 4%. Mi mancano i prenotati, vi mandiamo una tabella fatta bene. 4% sarebbero quelli che hanno effettuato la prima dose. Vaccinati prima o seconda dose, certo può essere che qualcuno era un soggetto che era tra quelli con, non so, qualche patologia eccetera, quindi il 4% sono quelli che hanno fatto tra prima e seconda dose, però non ci sono i prenotati come diceva il Presidente. Vabbè, attendiamo casomai nel pomeriggio. Ve la facciamo avere. Presidente, per quanto riguarda... Scusami Carlo, se ti ricordi, chiediamola all'ingegner Fattori complete per tutte le fasce d'età. Grazie. L'altra cosa che le volevo chiedere, voi andate avanti per classi di età, poi avete fatto gli operatori del turismo e libero. Avete in mente altre linee vaccinali oppure si va avanti così? No, ormai no. Va bene. Terza dose, cosa ci dobbiamo aspettare? Sai, il Green Pass parla di validità fino a 9 mesi dall'ultima dose. Letta tra le righe vuol dire che dopo 9 mesi qualcosa deve accadere. Allora, io penso sia impensabile che non ci sia un richiamo, no? Se non è una terza dose è comunque un nuovo vaccino per la prossima stagione, come accade per l'influenzale. Tanto è vero che noi siamo a motori accesi e non pensiamo minimamente di chiudere la macchina vaccinale, cioè, o meglio che non ci sia una campagna vaccinale autunnale, che ovviamente sarà implementata, come dice il commissario, con dei medici di base, dalle farmacie, tutto quello che è, però ci sarà. Io, la terza dose arriverà sicuro, la vedo così, poi magari mi sbaglio, spero di sbagliarmi. Grazie. Prego. Moscati. Sì, buongiorno Presidente. Io volevo sapere, siccome ho ascoltato oggi il governatore Toti che parlava appunto del vaccino AstraZeneca e lui ha detto io l'ho fatto per scelta AstraZeneca anche se non ho 60 anni ed esprimeva un suo parere sulla sua pelle, dice adesso dovrei fare un altro vaccino, invece io vorrei fare
AstraZeneca, perché comunque ritengo che non ci sia una grande sperimentazione di casi, faceva il calcolo di questi casi per questa eterologa, piuttosto che... Allora, ci sono dei margini di libertà se una persona con un'autocertificazione volesse farsi il richiamo con AstraZeneca? Ad oggi noi non abbiamo comunicazioni. Poi capite, se qualcuno dicesse le regioni definiscano, a quel punto noi riuniremo tutti i nostri scienziati e il comitato tecnico scientifico e la prevenzione e decideremo con i massimi clinici che abbiamo, decidiamo se andare in una direzione o nell'altra. Ma siccome c'è, lo prevede la Costituzione, che a questi livelli di pandemie, di epidemie ci sia una regia nazionale, noi ci rimettiamo a quello che ci viene detto. Considerate che il tavolo nazionale che decide queste robe non è che sono 4 scappati di casa dal punto di vista scientifico, cioè, perché qua ogni volta che c'è sempre quei più bravi, cioè, là mi risulta che ci sia il gota della scienza attorno a quel tavolo, quindi ci piacciono o non ci piacciono, sì, dice... però lei deve mettere, insomma, anche dalla parte delle persone, perché ad un certo punto uno dice ma io vorrei poter dire anche la mia, cioè non che mi cada tutto dall'alto come decisione, anche perché le decisioni calate dall'alto sono state assolutamente un giorno sì, un giorno no, un giorno no. Ma allora l'unica soluzione è giuridicamente, come si vede, trasferire la responsabilità della decisione da un ente regolatore al singolo cittadino, ma è una scelta giuridica importante rispetto a un farmaco. Sì, ma infatti questa era la domanda: che margini di autonomia hanno i cittadini nelle scelte di... In questo momento noi non abbiamo modo di decidere che vaccino fare. Zero, e questa è la risposta, però... diciamo che in Veneto noi non abbiamo neanche mai fatto la scelta di far decidere il vaccino, uno va e si becca in anamnesi quello che... Perfetto. Sì, ma attenzione, non è un atto di dittatura, cioè non compete a noi. Cioè non... È una domanda e una risposta. No, ma spieghiamolo ai cittadini, per capirci, se noi decidessimo in maniera impropria in questo momento di dire ognuno si faccia quello che vuole per il richiamo, cioè al primo guaio è colpa nostra che abbiamo dato questo ordine davanti a una circolare che dice che non si fa più sotto i 60 il richiamo con AstraZeneca. Se io avessi il richiamo di AstraZeneca mi porrei anch'io il quesito, ma non saprei darne una risposta. Poi alla fine mi riferirei alle realtà scientifiche che hanno cercato di darci un'indicazione. Grazie. Ma potrò anche invitare magari il professor Palù Infatti volevamo, perché lui proprio... Comunque ci sarà domani, il professor Palù, comunque se volete intervistarlo, sarà domani al Balbi, perché presentiamo una bella iniziativa e lui fa parte di questa iniziativa, quindi sarà lì, penso che non si negherà per domande così importanti. Ancora Filippo, se ho capito bene, vero? Sì, sempre. Volevo segnalarle una cosa e poi farle una domanda extra Covid. Prego. La segnalazione riguarda il promesso sposo che lei aveva citato nell'ultimo punto stampa. Non si sposa più. No, per sposarsi sembra che si sposi, però almeno che... È un vicentino? Sì, è un vicentino. Ah, ma sapete anche che... Io ho tenuto tutto riservato. Sappiamo chi è. Ma insomma... Sei bravi a trovarli. Si è fatto vivo lui veramente. Ma non ha avuto ancora comunicazione, non ha avuto ancora risposta della richiesta di spostamento del vaccino. E questo è grave. Ma glielo dico perché... Chiama la dottoressa Bonavina in diretta, grazie. Perché ci ha rassicurato che aveva risolto il problema. Almeno a ieri sera lui... Sperando che sia lui, che non sia un altro che ha problema. Che non sia un altro promesso sposo. Effettivamente qua e là, e stiamo parlando naturalmente di centinaia di migliaia di persone, quindi non sorprende qualche inghippo, qua e là compaiono dei segnali di rigidità fuori luogo, insomma. No? Sono convinto, ti faccio un esempio, qua e là, io mi sono avvelenato come una vipera ieri perché ho scoperto che una persona che aveva richiamo aveva il vaccino del papillomavirus e dice guardi quel giorno c'ho il papillomavirus, non posso fare la seconda dose, e l'operatore ha risposto sposti il papillomavirus. Allora capite che vi ripeto che noi non possiamo fare libretto uso e manutenzioni
da Casermaggio, perché lo riterrei anche poco rispettoso nei confronti dei tantissimi operatori che fanno, la stragrande maggioranza fa in maniera eccezionale il proprio dovere. Faccio appello a un minimo di elasticità e buonsenso. Aspetta un attimo perché ti faccio... Ma mettiamo in viva voce così dà la risposta la dottoressa Bonavina. Metti in viva voce. Ti metti in viva voce, sai. Vai pure. Pronto? Sì, sì. Buongiorno a tutti. Allora, il signore in questione che aveva l'appuntamento l'8 di luglio e doveva sposarsi il 10, non appena ho avuto la comunicazione ho telefonato personalmente a questo signore, quindi non è un'informazione. Gli ho anticipato che un addetto l'avrebbe contattato e la data che è stata assegnata è il 30 di giugno. Ora, se è capitato qualcosa nel frattempo scusa, non lo so. Ciao dottoressa, c'è solo un problema, l'addetto non l'ha mai contattato. L'addetto? A ieri sera l'addetto non lo ha contattato. Avrà altro da fare. Mi sembra strano, verifico immediatamente perché è segnato in lista, Presidente. Se puoi fare la verifica per favore, perché questo signore ha chiamato le redazioni dei giornali per dire che non ce l'ha l'appuntamento. Immediatamente. Grazie. Grazie. Che nessuno osi pensare a un trucchetto da 4 soldi per sfuggire al matrimonio. Secondo me è un tuo parente che deve andare al matrimonio. Ecco. Invece la domanda extra Covid, però anche questa di un qualche interesse. Stamattina ha avuto l'incontro sulle sorti della CC dell'azienda. Scusate, una notizia che mi arriva adesso da un giornale di zona, non è vero, è stato contattato, lo conosco io, non è la stessa persona. Non è la stessa persona. Però si prende la responsabilità. Io ho il nome, il cognome. Un collega informa. Puoi mandare via messaggio e nome all'assessore. E dopo dicono che i giornalisti non fanno un'attività di servizio civico, pubblico. Faccio controllare subito, una domanda. Per me questo qua si sta costruendo un alibi per non sposarsi. Allora, su ACC questa mattina ho incontrato i rappresentanti dei lavoratori. Li ho incontrati peraltro a San Vendemiano, ci siamo incontrati a metà strada e prima dovevamo incontrarci qui. Vabbè, è stato un bel incontro, devo dire sempre con la serenità e il senso della realtà che questi rappresentanti, pur nella tragedia, sanno sempre rappresentare. I temi sono due: l'approvazione dell'articolo 37, che è comunque una partita finanziaria importante per i nostri lavoratori. Questa mattina ho risentito anche il Ministero delle Finanze, sarò giù mercoledì, cioè dopodomani, ci vediamo al punto stampa e poi vado a Roma, e devo dire che spero, ne ho parlato anche con il Ministro Giorgetti, che questa partita forse in settimana si chiude. Comunque me la danno per chiusa, adesso sentite, mi hanno detto una questione da firma, un pochino di timbri, mi hanno detto che è una roba veloce, che non è irrilevante per la sopravvivenza di questa realtà. Dopodiché ho detto a loro che l'interlocuzione del ministro Giorgetti è un'interlocuzione costante, il ministro è assolutamente sul pezzo, sta lavorando a una soluzione, tant'è vero che io ho anche detto che se maturerà, e se matura a breve, la soluzione penso la presenterà, come è giusto che sia, direttamente il Ministro. Ecco, mi scusi, la soluzione la presenterà il Ministro, ma quando lei dice che la partita dovrebbe chiudersi, insomma, nel giro almeno dell'articolo 37. La partita dell'articolo 37. Sì. Queste sono risorse finanziarie, opportunità per pagare gli stipendi, per tenere l'azienda in vita. Ovviamente poi la madre di tutte le battaglie è quella di porre la parola fine a queste, diciamo, costanti notizie di difficoltà che ha ACC. Ma guardate, ACC
va oltre il normale contenzioso collettivo, perché rappresenta una zona di un territorio importante. La CC è di Mel, stiamo parlando del territorio bellunese. Fra l'altro in quel contesto c'è anche un'altra azienda importante, insomma, che è oggetto di attenzione, che è l'Ideal Standard, e stiamo parlando di una provincia che ha uno spopolamento di migliaia di persone all'anno, cioè pensare di perdere un blocco produttivo come quello del CC, insomma, è una roba importante. Io vi posso dire fino a qui. Comunque la mia missione a Roma riguarda la visita del Capo dello Stato, ma anche questa partita di ACC, come è ovvio che sia. Quindi andrà al Ministero? Sì. Ai ministeri. E conto di andare alle finanze, conto di andare dagli altri ministeri coinvolti, ovviamente dal ministro Giorgetti, eccetera. Ecco, volevo dire una roba, poi incontreremo il Capo dello Stato giovedì con il CONI, quindi soci fondatori di Milano Cortina. La ringrazio. Prego. Non ci dato il nome, vediamo, se no poi li informi tu appena abbiamo notizie su questo caso. Prego, Alda. Grazie. Arriva dalla redazione, proprio perché ci sono state notizie, come diceva lei prima, contraddittorie. AstraZeneca prima i giovani, poi i più vecchi, poi niente, eccetera. Adesso le mamme e i papà cominciano a preoccuparsi per i ragazzini, perché in Germania hanno sospeso Pfizer nella fascia di età 12-17 e chiedono lei che cosa ne pensa di questa decisione. Penso che la Germania sia sempre stata per noi, come si può dire, uso un termine che non si dovrebbe usare, ma uso un termine che si deve usare, un punto di riferimento. Del resto tutto quello che ha fatto la Germania non mi sembra che sia stato smentito poi dal punto di vista scientifico, è sempre stato il nostro pesce pilota, questo era il termine che volevo utilizzare. Allora, se la Germania fa questa scelta, io auspicherei che il mondo scientifico addetto ai lavori in Italia ci chiarisca le motivazioni di questa scelta. Comunque guardate, ne viene fuori un'Europa che è un mosaico, Cioè l'Europa, allora, abbiamo capito che l'Europa monetaria e delle politiche monetarie ha avuto qualche problema, delle politiche economiche anche, delle politiche sanitarie penso che abbiamo avuto uno spaccato che è una roba imbarazzante. Dal contratto europeo che non ci dà vaccini a tutto quello che sono poi le singole scelte dei singoli Stati membri. Ma se lei avesse un figlio di 12 anni gli darebbe Pfizer o aspetterebbe? Questa è una domanda alla quale ogni tipo di risposta sarebbe un'indicazione. Io dico che ognuno poi che ha la patria potestà fa una scelta per il proprio figlio. Perché è la stessa domanda che mi facevano quando c'era la vaccinazione, le altre vaccinazioni, se dice una roba o l'altra, cioè... Posso fare una domanda all'assessore Lanzarin? Ve la lascio? Rapidissima, volevo capire se finalmente sono arrivati i dati sul recupero delle liste d'attesa, perché Speranza ha annunciato un finanziamento a parte, quindi tutte le regioni... Io ho una bozza di delibera, appena è definitiva vi do, a parte che potrebbe essere che già domani la approviamo in giunta, una bozza di delibera, ma poi vediamo la tabellina con esatto, riusciamo a quantificarle? Sì, okay. Appena è disponibile ve la trasmettiamo subito. Grazie. Il promesso sposo è stato contattato mezz'ora fa. Allora era un altro. No, chiedo, non si sa. Per me è sempre lo stesso, nel senso che io mi tocca dirlo a denti stretti, ma ho paura tanta che sia lo stesso. Lo dico prima che dica. Perché sta storia... Due che? Due sposi, un maschio e una femmina. E il collega che ha scritto dice è amico mio, quindi sono sicuro. Non so, è diventato un giallo. Però è diventato un giallo. A questo punto abbiamo capito che c'è un problema nei centri vaccinali, che non vogliono agevolare i matrimoni. Ha risolto il giallo?
Allora, il primo caso era quello lì che aveva il Presidente, era stato addirittura confermato il 30, poi lui ha detto se potevano anticipare, hanno anticipato il 25, quindi il primo caso quello. Questo era un altro caso che aveva la seconda dose il 30, lui ha detto che se si poteva fare dopo il matrimonio la seconda dose, spostare lui la seconda dose, quindi secondo me c'è stata un po' di forse confusione. Chi ha insomma veicolato un po'. Però l'hanno chiamato mezz'ora fa, giusto? Oh, bene. È tutto bene quel che finisce bene. Ringraziamo tutti e facciamo appello ai centri vaccinali di lasciar stare i sposi. Ci vediamo domattina a Palazzo Balbi, sì. 11:30. Vi ricordo che c'è il professor Palù, quindi a questo punto fate lì se riterrete. Grazie a voi, buon lavoro, buongiorno. Terminata dunque la conferenza stampa del Presidente Zaia, avete sentito anche i chiarimenti per quanto riguarda AstraZeneca, ma iniziamo subito con il bollettino regionale. Sono 10.522.000 i test finora fatti, i positivi attualmente nelle ultime 24 ore sono 19 nel Veneto, con 6.449 tamponi, sempre nelle ultime 24 ore, sono 0,29% di incidenza. I positivi da febbraio, quindi da inizio pandemia, sono 424.634, invece i positivi ad oggi sono 5.880. Per quanto riguarda invece i ricoveri in ospedale, in totale sono 444 nella nostra regione, di cui 392 sono in area non critica, mentre 52 si trovano in terapia intensiva. Ed ancora 11.600 sono i decessi ed è rimasto invariato il numero, i dimessi sono 21.987. Poi il Presidente Zaia ha continuato a parlare invece delle novità del fine settimana e quindi della chiarezza, di fare chiarezza sull'utilizzo dei vaccini. Avete sentito, insomma, c'è stato un po' un balletto con AstraZeneca, prima sopra i 60, poi sotto. L'8 aprile appunto diceva il Presidente Zaia, Johnson & Johnson e AstraZeneca avevano detto che veniva somministrato a chi aveva più di 60 anni. Il Veneto dice non ha fatto l'open day, quindi non ha fatto l'apertura a tutti, e questo insomma ha garantito meno problemi invece per oggi, visto che sotto i 60 anni non si potrà più fare AstraZeneca. La nuova circolare quindi del Comitato Tecnico Sanitario ha detto che sotto i 60 anni non verranno fatti i vaccini Johnson & Johnson e AstraZeneca, nemmeno per le persone che hanno già fatto la prima dose con questo vaccino. Quindi chi ha fatto AstraZeneca, Johnson & Johnson, anzi non Johnson & Johnson ma AstraZeneca con meno di 60 anni dovrà fare il vaccino, la seconda dose con Pfizer o con Moderna. Questo è quello che ha detto e che è stato anche chiesto dal CTS. Il Presidente ha detto noi applichiamo assolutamente quello che è scritto, per cui questo. Ovviamente dice tutta questa situazione è davvero difficile, anche imbarazzante, ha detto il Presidente, perché ci sono stati dei cambiamenti ogni settimana c'è stato un cambiamento diverso rispetto al vaccino. Ci sono 36.000 persone che hanno fatto il vaccino, che sono sotto i 60 anni, che hanno fatto il vaccino appunto con AstraZeneca, che dovranno essere reinseriti, quindi riprogrammati. Rimarranno però le date che avevano come scadenza, ma verranno riprogrammate per il vaccino, come detto, Pfizer e AstraZeneca. Per quanto riguarda invece Pfizer e Moderna. Per quanto riguarda invece i vaccini, attualmente nel Veneto ce ne sono 279.992 dosi, di cui ovviamente quelli con di più sono quelli proprio di AstraZeneca, che sono 137.356, mentre 88.724 quelli in Johnson & Johnson. I Moderna sono attualmente 16.919 e 41.993 sono i Pfizer. Dice purtroppo stiamo andando in scadenza proprio anche con i vaccini. In teoria dovrebbero arrivare oggi, o dovrebbero essere arrivati circa 28.000 dosi di Pfizer, ma non è ancora accertato.
e noi puntiamo, ha detto il presidente Zaia, sulla 7ª dose di Pfizer, quella sapete che prima si prendevano 5 dosi da un flaconcino, poi 6, adesso 7, dice noi puntiamo su quella 7ª dose e sperando poi che ovviamente comincino ad arrivare i vaccini, anche se si spera che rimangano almeno i vaccini che sono stati già promessi e non ci siano altri ritardi, proprio per il fatto che adesso la maggior parte delle persone dovrà fare Pfizer, Moderna e molte meno quelle ovviamente dai 60 anni su, solo quelle di AstraZeneca sono le ultime seconde dosi. Poi cosa succederà con AstraZeneca si saprà probabilmente più avanti. Per quanto riguarda la terza dose, invece la famosa terza dose, dice Zaia, per ora non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione, dovremo attendere e capire cosa succederà, dice per che possa pensare io, dice come opinione, ci sarà una terza dose, ma ovviamente si dovrà attendere. Per il momento ci sono, si dice, 9 mesi di insomma, immunità dopo la seconda dose, quindi si cercherà di capire qualcosa poi per l'autunno. Questo per quanto riguarda il Covid. Vi avevo anticipato prima che noi abbiamo seguito ieri passo dopo passo la giornata importante della festa di Sant'Antonio, una festa importantissima per tutta l'Italia, per tutto il Veneto, che abbiamo appunto seguito, e oggi ripercorriamo con le suggestive immagini della proprio diretta di Rete Veneta in questa giornata di festa del 13 giugno. Padova ha celebrato Sant'Antonio, composta ed emozionata la folla di pellegrini. Sentiamo. Oliviero Svanera, buongiorno, bentrovati. Sì, noi subito dal mattino eravamo in mezzo alla folla dei fedeli, ecco qua, l'apertura della porta è un momento molto importante ed è proprio il rettore della Basilica, padre Oliviero Svanera, con altri fratelli, buongiorno, per questo piccolo importantissimo rito, e si svela, come vedete, la Basilica. Nel giorno della sua festa Antonio accoglie i pellegrini arrivati per pregare sulla tomba. All'alba è iniziata la lunga diretta di Rete Veneta, emittente del nostro network Media Nord-Est, che passo passo ha raccontato le emozioni e la devozione di una giornata importante, non solo per i padovani ma per migliaia e migliaia di fedeli in tutto il mondo. Momento clou di questo 13 giugno, l'arrivo da Venezia della reliquia dell'avambraccio di Sant'Antonio, conservata dal 1652 nella Basilica della Salute e riportata per la prima volta a Padova, dove resterà esposta per una settimana. Parte l'applauso. Parte l'applauso. Patriarca. Viva Sant'Antonio. Urlano. Portata dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia e dal rettore della Basilica del Santo, padre Oliviero Svanera, la reliquia è entrata a Padova salutata dagli applausi dei fedeli in trepidante attesa sul sagrato. Cari fratelli e sorelle, l'Eucaristia che stiamo celebrando è il momento culminante, come vi dicevo, di una giornata che ci ha visto pellegrini dalla Basilica della Madonna della Salute a Venezia alla Basilica del Santo di Padova, attraversando non solo territori ma luoghi che in quest'anno di pandemia sono diventati spazi umani di sofferenza ma anche di cura. Dopo la messa solenne, la seconda emozionante peregrinazio, quella della statua del santo e di una reliquia ex Massa Corporis, che hanno viaggiato lungo le strade della città per portare la parola di Antonio in luoghi carichi di significato. Prima il carcere per portare conforto ai detenuti, poi la Camera di Commercio per una preghiera per le attività produttive in crisi e per i lavoratori, a seguire il comune e l'università, culla del sapere scientifico. Un cammino carico di devozione che ricorda quello che fece Antonio esattamente 800 anni fa, dopo lo sbarco fortuito a Milazzo, dopo il naufragio. Un cammino di rinascita verso Assisi e Padova, la città che lo ha accolto per il resto della sua vita. Le emozioni in diretta vissute con Rete Veneta hanno accompagnato i fedeli da casa anche durante la messa solenne del pomeriggio,
pomeriggio, culminata con l'uscita della reliquia del mento. A fine giornata migliaia le preghiere arrivate attraverso i canali social e portate sulla tomba di Antonio, che ha accolto i pellegrini fino alle 22:30, al momento in cui la porta della basilica si è chiusa, anche se rimarrà sempre aperta per accogliere i fedeli e le loro vite. Padre Giancarlo e Padre Mario, allora dunque chiudere simbolicamente queste porte. E anche realmente. Buonanotte. Dunque avete visto queste bellissime immagini della festa ieri di Sant'Antonio e prima di andare in pubblicità una notizia di cronaca, perché un carabiniere di 52 anni, Valerio Caridi, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sulla strada statale 49 della Val Pusteria nel territorio del comune di Val d'Aora a Bolzano. Il militare era in sella ad una Kawasaki assieme alla compagna ed è stato vittima di un incidente nel quale sono stati coinvolti altri due mezzi, un'auto ed un furgone che ha centrato la moto del carabiniere. Il militare è deceduto all'istante, la compagna è stata invece trasportata in elicottero in gravi condizioni all'ospedale di Bressanone. Il maresciallo Caridi era in servizio da pochi mesi alla stazione di Oppeano nel Veronese, dopo aver comandato la stazione di Castelbaldo nel Padovano. Originario di Reggio Calabria, aveva trascorsi da giocatore di basket nella Viola ed il figlio Andrea, 23 anni, in questa stagione ha giocato in Serie B a Palermo. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e vediamo come sarà il tempo nelle prossime ore. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Ci attende un inizio di settimana bello e caldo, con l'alta pressione sempre più forte. Sarà da metà settimana in poi però che il tempo inizierà a cambiare con le prime infiltrazioni umide, ma per questo vedremo gli aggiornamenti nei prossimi giorni. Intanto il dettaglio di lunedì 14 giugno. Sul Veneto inizialmente in mattinata sarà possibile qualche addensamento, ma sempre senza conseguenze. Decisamente più soleggiato con il passare delle ore, con cielo al massimo poco nuvoloso. Clima ventoso con temperature in lieve calo, minime tra 15 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque, anche in questo caso qualche nuvoletta ci sarà, ma del tutto innocua. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime invece sui 26-27 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, sarà asciutto e stabile con ampio soleggiamento anche qui e cielo velato. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime infine sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci nuovamente in diretta e subito una notizia attesa, ne abbiamo parlato nel corso delle nostre edizioni dei telegiornali. L'imprenditore italiano Marco Zennaro, in carcere in Sudan da circa 2 mesi, è stato rilasciato in attesa degli sviluppi dei vari contenziosi a suo carico già nei prossimi giorni. Lo confermano fonti della Farnesina. La scarcerazione è arrivata pochi minuti fa nel quadro di un lungo negoziato costantemente seguito dall'ambasciatore e dal direttore generale Luigi Vignali, che si era già recato in missione in Sudan nelle scorse settimane su indicazione del ministro Di Maio. Zennaro dovrà comunque restare in Sudan per affrontare le varie cause che lo vedono coinvolto. Attualmente Zennaro, l'imprenditore, è ai domiciliari in albergo, lo riferiscono appunto le fonti della Farnesina. Zennaro deve restare, come
detto, nel paese ancora per affrontare poi le cause che appunto, come detto, lo vedono coinvolto. Questa è una notizia importante che attendavamo davvero da molto, molti erano gli appelli che erano arrivati davvero da tutte le parti per chiedere la scarcerazione di Zennaro. E adesso invece cambiamo completamente argomento, perché parliamo di estate, di caldo. Finalmente è arrivato anche il sole, finalmente le spiagge sono tornate a rivivere con la gente, ma ovviamente il pericolo del sole è sempre dietro l'angolo, e ne parliamo proprio con Gianluigi Cappelletto, che è un dermatologo. Intanto lo saluto, buongiorno. No, buongiorno. Dunque, è arrivata finalmente l'estate, il caldo, il sole, tanti sono tornati in spiaggia dopo oltretutto quasi 2 anni, perché l'anno scorso si andava un po' a singhiozzo al mare. Adesso insomma si è tornati, però il pericolo insomma sole rimane quello. Certo, come ogni anno bisogna ripetere le raccomandazioni di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, di usare le protezioni solari. Insomma le solite cose che ormai hanno imparato un po' tutti. Noi ci rendiamo conto ogni giorno di quanto aumentino le patologie dovute proprio all'esposizione sconsiderata al sole. Parlo dei melanomi, parlo degli spinaliomi, dei basaliomi, cioè patologie neoplastiche tumorali sono di una certa importanza, non solo le macchie o i melasmi o quelle cose che sono più di tipo estetico. Cioè, ecco, patologie che sono in aumento? Certo, sono in aumento, anche se bisogna dire la verità che per quanto riguarda i melanomi ne troviamo di più, ne diagnostichiamo di più, però sono quasi sempre in stadi abbastanza precoci, quindi aumenta il numero ma diminuisce la gravità, e questo un po' per lo scrupolo e per l'attenzione che ormai tutti pongono verso questi aspetti, che una volta magari venivano trascurati. Ecco, a cosa bisogna stare attenti? Qual è diciamo, la cosa che ti dovrebbe far alzare un po' l'antenna e quindi chiedere l'aiuto ad un professionista? Allora, le persone più a rischio per quanto riguarda la patologia fotoesposta sono quelle che sono riconducibili nel famoso MRISC. Il MRISC è un acronimo che indica chi deve porre particolare attenzione all'esposizione solare, quindi M moles, numero di nei, più di 50 nei di diametro superiore a 2 mm, oppure anche solo 5 nei ma di diametro superiore a 6 mm piatti. R, red, sta per capelli rossi biondi, fototipo chiaro, occhi azzurri, gente che è inable to tan, cioè incapace di abbronzarsi, quindi gente che va al sole, si scotta ogni volta e quindi sunburn e non si abbronza mai. E K, kindred, chi ha familiarità per patologie neoplastiche della cute. Ecco. Queste sono le categorie a rischio che devono porre particolare attenzione all'esposizione solare. Ecco, c'è una macchia, qualcosa che può far pensare insomma, che c'è qualcosa che non va, oppure... le modificazioni dei nei preesistenti, anche se ad onor del vero non è che il melanoma origini sempre dal neo preesistente, anzi quasi mai, cioè il 70% dei melanomi insorge su cute sana, quindi come melanoma ab inizio. Però è chiaro che se uno ha tanti nei e vede uno di questi che cambia forma, colore, che diventa sopraelevato, che comincia a dare fastidio, che comincia a dare prurito, quello è un segno da non trascurare, e questo spesso avviene proprio per eccesso di esposizione al sole. Ecco, se i consigli vanno per gli adulti, a maggior ragione per i bambini. Certo, addirittura le linee guida australiane vietano l'esposizione al sole diretta per i bambini sotto i 3 anni, e se voi andate in Australia in spiaggia vedete che tutti i bambini, anche di età maggiore, vestono delle tutine di neoprene, lasciando fuori solo la testa, coperta magari da un cappello e dagli occhiali, e le mani e i piedi.
E quindi loro hanno un'attenzione, direi, quasi morbosa per questa cosa qui, ma hanno un tasso elevatissimo di tumori della pelle. Sono popolazioni nordiche, irlandesi, scozzesi, inglesi, esposti a un sole tropicale. Quindi loro sono veramente la vetrina su cui noi possiamo trarre le maggiori informazioni. Ecco, una cosa che conosciamo, insomma, dottore, è proprio il fatto di non andare, di non esporsi al sole, soprattutto poi nelle ore più calde, che sono le ore, insomma... Certo, quando il sole è a picco, quindi dalle 11 di mattina alle 3 del pomeriggio, sarebbe bene evitare l'esposizione. Ecco, vogliamo ricordare i consigli per chi va al mare anche per la prima volta, perché molti, insomma, sono tornati, adesso è ripartita la stagione estiva, quindi molti sono tornati al mare proprio ora. Certo, per loro è assolutamente necessario stare bene attenti e bene in guardia, perché sono proprio le scottature solari che sono la prima causa di degenerazione neoplastica della pelle. Quindi assoluta attenzione, magari stare con la maglietta su, il cappello, gli occhiali, non esporsi nelle ore più calde, cominciare magari con un'esposizione dolce, prime ore del mattino, ultime ore del pomeriggio, stare sotto l'ombrellone, stare in zone d'ombra. Ci si può abbronzare lo stesso anche, insomma? Certo, ci si abbronza lo stesso con radiazioni di riflesso, attenzione che ci si scotta anche ugualmente se non si fa attenzione, per cui attenzione assoluta. Grazie davvero, grazie dottor Cappelletto, grazie, buon lavoro. Grazie. Un'altra notizia di cronaca che arriva da Venezia: 8 persone sono state arrestate dai carabinieri di Venezia per una tentata rapina ad una gioielleria in piazza San Marco del 17 marzo del 2017. Al termine delle indagini, denominata San Marco, durata 3 anni e coordinata da Europol, i carabinieri del nucleo investigativo della Compagnia di Venezia, unitamente ai colleghi della polizia francese, austriaca, estone e finlandese, hanno arrestato gli appartenenti ad una banda specializzata in assalti a gioiellerie di lusso in Europa, con un bottino complessivo stimato in oltre 1 milione di euro. Di questi arrestati 5 sono arrivati su mandato d'arresto europeo. Ed ancora una notizia che arriva invece da Vicenza: è accusato di aver truffato l'ULSS 7 Pedemontana Vicentina un medico impiegato all'ospedale di Asiago, quindi nel Vicentino, che è stato denunciato dopo un'indagine della Guardia di Finanza. Nei suoi confronti è scattata la misura interdittiva della sospensione dal lavoro ed il sequestro preventivo della somma di 6.707 euro. Il provvedimento è scattato dopo che nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Finanza di Vicenza e della locale stazione hanno concluso un'operazione che ha fatto emergere circa 70 episodi di assenteismo ad opera del professionista, per il quale è scattata anche la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio del comune di Asiago. Dunque queste le notizie di cronaca. Ed ora invece vi presento gli ospiti che sono qua con noi, li vedo già collegati, e sono Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno, e Laura Puppato del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, dunque purtroppo parliamo anche di cronaca perché come insomma dobbiamo parlare anche di fatti di cronaca e anche non sempre fatti purtroppo positivi. Abbiamo avuto vari incidenti, anche però la notizia dell'arresto di persone, insomma, che mettevano a segno varie rapine. Ma con voi invece parliamo del Green Pass. Se ne parla ormai da sempre. Green Pass è atteso, però insomma ancora non si capisce bene a chi dovrà averlo, come si dovrà avere, e soprattutto c'è stata anche una sorta di discussione, di polemica, perché ne parlavamo anche prima, i ristoratori e gli albergatori dicono: ma se noi dobbiamo avere i turisti che vengono col Green Pass, dobbiamo anche controllare, per noi diventa un problema non indifferente. Laura Puppato, cosa ne pensa? Ma penso che abbiano ragione, nel senso di dare ulteriori oneri, diciamo, a chi ha riaperto dopo molti mesi può diventare un problema davvero molto serio. Del resto noi stiamo ancora vedendo che questa pandemia altrove sta creando qualche problema. Il caso dell'Inghilterra, dove
abbiamo la cosiddetta variante Delta, che è la variante indiana, che crea molte perplessità, anche perché in Inghilterra, come è noto, è stata scelta soprattutto AstraZeneca come diciamo tipo di vaccinazione, e pare che questa AstraZeneca sia un po' più permeabile, diciamo, al virus modificato. Quindi prestare molto attenzione e cercare di fare in modo di cogliere, e questo vorrei dirlo come messaggio, se mi permetti, e di cogliere la questione relativa alla immediata verifica dei focolai, perché ora siamo in una condizione ideale. 26 casi ogni 100.000 abitanti ci pongono tra i migliori paesi, non solo in Europa, ma direi in tutto il globo terracqueo. Quindi siamo riusciti davvero a fare una cosa molto importante come Italia, e cioè a portare ad abbassare drasticamente la quantità di contagiati che oggi circolano, diciamo, magari non consapevoli nel territorio. Questo ci permette di fare un monitoraggio che prima era impossibile. Quindi oggi scoprire i focolai ed andare immediatamente a chiuderli, diciamo, a mettere in sicurezza le persone e quelli che abitano intorno, o comunque le persone con cui potrebbero entrare in contatto questi focolai, è fondamentale. Io credo che l'Europa abbia fatto una scelta intelligente, cioè abbia messo in campo la possibilità per tutti i paesi che appunto dialogano tra di loro, i 27 paesi europei, ma c'è dentro anche la Croazia, per esempio, che ha già inserito anche il suo paese, diciamo, tra i paesi interessati a questo Green Pass, e anche molti altri non appartenenti strettamente ancora all'Unione Europea, ma già in richiesta di entrata, di poter far parte del novero dei paesi in cui varranno le stesse procedure e le stesse modalità. Ovviamente, se la situazione continua a migliorare, io mi auguro che da domani parta una nuova ordinanza che possa metterci tutti nella condizione di sapere, uno, con precisione, quali sono i meccanismi per uscire all'estero, due, quali sono i meccanismi per rientrare dall'estero, perché questo è uno dei casi che si stanno verificando, nel senso che mentre sappiamo che cosa si deve o si può fare quando si esce, più difficilmente magari veniamo a sapere, arrivando da altrove, quali sono i meccanismi a cui dobbiamo adattarci. Quindi chiarezza, credo, e moderazione anche da parte di tutti noi cittadini, oltre che delle autorità, che non possono vessare evidentemente i commercianti piuttosto che altre figure a fare ciò che non compete. Insomma. Razzolini, lei è d'accordo? Ma sono d'accordo sul fatto che i vaccini stanno dando una mano e stanno portando fuori da questa pandemia la nostra, diciamo, vita ormai per un anno e mezzo provata da tutta una serie di limitazioni. Ecco, sul Green Pass a livello europeo sono d'accordo, perché non se ne può fare a meno, nel senso che stare fuori vuol dire perdere una fetta di turisti per il nostro paese dall'estero. Per quanto riguarda invece a livello nazionale non sono d'accordo, perché va a limitare troppo la libertà delle persone, quindi va bene avere accuratezza della mascherina, dei distanziamenti, di tutto quello che è dovuto, però insomma di certo non un Green Pass per spostarsi da una regione all'altra, quello secondo me sarebbe sbagliato. Ecco, ci vuole, come diceva anche Laura Puppato, un po' più di chiarezza, effettivamente ancora, insomma, un po' su tutto. L'abbiamo sentito oggi dal presidente anche Zaia, poi ne parleremo insieme anche sulla questione AstraZeneca, prima sopra i 60 anni, poi sotto i 60 anni, poi prima i 50 anni, poi sopra i 50 anni. Insomma, alla fine la gente effettivamente si innesca una sorta di confusione anche fra le persone e comunque anche di diffidenza a quel punto. Se posso dire una cosa, la stiamo vivendo tutti per la prima volta. Se io ascolto le dichiarazioni del nostro presidente di qualche giorno fa o di qualche mese fa, probabilmente potrei dire che molte cose sono cambiate anche per lui, perché nessuno, e tantomeno lui, come dire, era nelle condizioni di sapere che cosa, per esempio, dei vaccini miracolosamente prodotti nell'arco di qualche mese, quando l'attesa era almeno un anno e mezzo, 2 per le sperimentazioni necessarie. Eppure abbiamo visto che, insomma, la scienza ce l'ha fatta, e dobbiamo veramente dire grazie, ma un grazie straordinario alla scienza, perché se oggi siamo in questa condizione, se oggi possiamo
andare a dire che le prenotazioni, per esempio per il turismo, stanno arrivando da tutta Europa in Italia, e anzi alcuni paesi come la Germania consigliano vivamente l'Italia, e questa è una novità anche per noi molto, molto utile, non lo si dice mai, ma essere previdenti è servito a risultare un paese in grado di garantire la sicurezza. E guardate che per chi fa turismo, per le persone che entrano e che devono decidere in quale paese, per esempio, fare le proprie vacanze, sapere che l'Italia ha un tasso così basso di persone contagiate è una straordinaria opportunità. Quindi, ancora una volta, chi lavora nel medio e lungo periodo alla fine ha ragione, perché i risultati gli danno ragione. Chi lavora sul terrorismo, sul dire tutto aperto subito, non vogliamo inghippi, non vogliamo questo, non vogliamo quell'altro, forse alla fine traduce queste sue iniziative, che vorrebbero essere un lisciare le penne a chiunque, un rendere tutto molto tranquillo e pacifico, quando non è, in realtà si trasforma in un grave pericolo per tutti ed un danno economico, come si è visto, insomma. Quindi, allora, io non credo che ci sia il Green Pass, tra ragioni. In Italia abbiamo 40 milioni di abitanti a partire da domani, da oggi anzi, che praticamente avranno la zona bianca, no? Quindi un paese che sta dimostrando una cosa straordinaria, cioè che è capace di risolvere i problemi proprio senza fare sconti, volendo risolverli seriamente, quindi bene, direi. Certo. E il resto io penso che sarà in automatismo, non facciamo terrorismo, per l'amor di Dio, cerchiamo tutti di darci da fare perché questo paese ne esca prima possibile e meglio possibile. Certo, anche se dobbiamo dirlo, bisogna sempre stare attenti, questo non è allarmismo, ma il virus ancora purtroppo c'è, l'abbiamo visto anche in Inghilterra, Pupato, quando insomma sembrava che fosse, non dico messa bene, ma che fosse tutto ripartito. Adesso stanno rischiando di prorogare le riaperture proprio perché la variante la variante indiana, esatto, sta aumentando il numero dei contagi, quindi insomma l'attenzione va sempre al primo posto in questo momento. Assolutamente sì. Tommaso. Sì, non è una questione di fare terrorismo, io per carità sono uno di quelli che su certe chiusure deve ancora comprenderle, come anche il coprifuoco in sé. Sicuramente bisogna fare attenzione, però non si può negare che è vero che da un punto di vista c'è una un problema di sanità pubblica, dall'altro punto di vista però c'è anche un problema economico collegato a determinate categorie messe fortemente in difficoltà, quindi anche i giorni scorsi, oggi magari non tanto perché si sta aprendo un po' la situazione, ma sia sul coprifuoco che su la possibilità di avere solo un platanico esterno e non interno, anche se con un maggior distanziamento certe situazioni comunque non sono state ben comprensibili, anche perché c'è da dire che queste persone non hanno ricevuto dei contributi, delle indennità abbastanza sostenute, da un 1,7% a un 5% del fatturato del 2019, ecco. Quindi forse bisognava aiutare di più. È difficile anche aiutare, perché ovviamente aiutare tutti bisogna avere una capacità economica importante e sostenuta. Non avendola bisognava, secondo me, stare un po' più attenti su queste limitazioni, perché ovviamente poi la gente deve portare a casa un po' di soldi anche per pagarsi l'affitto, il proprio vivere, delle esigenze di primaria necessità. Se non lavori, se non hai la possibilità di introitare qualcosa, questo sicuramente non è. Per questo che la posizione di Fratelli d'Italia non era assolutamente quella di aprire tutto, però insomma maggiore attenzione su certi limiti che ci sono sembrati eccessivi. Ecco, fra l'altro noi abbiamo sentito anche molte imprese che quest'anno rinunciano un po' alle ferie o faranno magari pochi giorni proprio per dare un po' continuare a lavorare, proprio perché sono mancati, ci dicono anche gli imprenditori, dei sostegni importanti da parte del governo. Puppato.
Sì, lo diceva lo stesso Razzolini, che pure è in opposizione al governo, ma è la verità, nel senso che stiamo parlando di un paese che è partito da un 160% di indebitamento, voglio dire, rispetto alla Germania abbiamo quel 100% in più, insomma, che ci disturba un po'. Ma non solo, va anche detto, lo dico anche come imprenditore, insomma, conoscendo la realtà del mio territorio e del mercato con il quale faccio riferimento, evidentemente, no? Ci sono imprese che non hanno avuto alcun danno, ci sono attività che hanno avuto una crescita anche esponenziale in alcuni casi. Il fatto che ci sia ricerca di personale in molte aziende a oggi, con difficoltà anche a rimpiazzarlo, soprattutto tecnici, ma non solo, anche personale dipendente operaio, specializzati, per non parlare di tutto il comparto del turismo, con le necessità che sappiamo non vedono grande soddisfazione, perché questo dovremmo aprire una parentesi, c'è anche un problema, credo, di redditività per i lavoratori, nel senso che probabilmente per qualche anno si è un po' abusato da parte di alcuni, inteso circa il fatto di sapere di avere delle disponibilità nell'offerta di lavoro, no? E quindi molti in qualche modo hanno ridotto i compensi e ridotto anche i diritti, per così dire, dei loro lavoratori. Adesso è il momento probabilmente di tornare anche a considerare le persone che lavorano in certi settori assolutamente degne di essere adeguatamente pagate e di essere anche adeguatamente garantite rispetto, per esempio, alla permanenza della stessa azienda. Parlo dell'albergo, per esempio, nel caso del turismo estivo, eccetera, eccetera. Però dico, ci sono state situazioni davvero estremamente diverse in questa realtà del italiano, quindi ci sono state aziende che hanno sofferto, aziende che probabilmente non riusciranno a superare questo anno e mezzo, e lo sappiamo, per fortuna poche da queste parti ci sono state aziende che invece con la pandemia, vuoi grazie a ONU 110, vuoi perché hanno inteso specializzarsi in quello che in quel momento poteva andare, quindi hanno avuto l'intelligenza, la fortuna di adeguarsi ad un mercato diverso, di fatto hanno continuato a lavorare. Chiaramente tutto il tempo, turismo, arte, ristorazione è quello che ne ha, e naturalmente anche le palestre, eccetera, eccetera, sono quelle che ne hanno purtroppo avuto il danno peggiore. Hanno avuto dei ristori anche importanti nel corso di questi ultimi mesi, senza la presunzione di coprire tutto il danno, questo è fuori discussione. Qualcuno dice, Tommaso, che in realtà insomma, è mancato un sostegno più importante economicamente da parte del governo, ci dicono molti imprenditori. Ma da quello che risulta a me, si è arrivati a un massimo del 5%, come dicevo prima, del fatturato 2019, quindi il 5% sicuramente è proprio una fetta molto, molto piccola. Penso invece se avessero fatto alcune scelte diverse, come non aver investito nei tavoli a rotelle o nell'aver comunque dato altri contributi, ci torno, so che sono noioso ma ci torno perché quella secondo me è stata proprio una follia, come aver ancora rifinanziato il reddito di cittadinanza, manovra proprio per me inconcepibile, e questi soldi fossero stati messi nel dare una mano appunto a queste attività in difficoltà, magari al posto di aiutarle al 5% si aiutavano all'8%, che non è sicuramente tanto, però è qualcosa in più, e soprattutto ha un senso di investire i soldi nell'aiutare aziende in difficoltà che comunque hanno sempre contribuito a creare benessere, reddito per il nostro paese, mentre il reddito di cittadinanza ancora devo capire a cosa serve e che aiuta in maniera positiva, perché così si abituano le persone a non lavorare, ma questa è la mia visione, insomma. Puppato, sul reddito di cittadinanza ovviamente c'è un po' un divario da questo punto di vista di opinioni. No, ma più che altro Razzolini deve chiedere conto del reddito di cittadinanza al suo alleato storico che è la Lega, perché il reddito di cittadinanza non è roba nostra. Noi lo abbiamo contestato in tutte le forme possibili e immaginabili, tra l'altro ci siamo fortemente, criticamente messi all'opposizione di questa misura quando abbiamo spiegato in tutti i modi che era possibile spiegare a un governo che era il giallo-verde che la cittadinanza va in contrasto con quel reddito che invece avevamo previsto e che andava così bene per
tra l'altro dichiarazione, ripeto, persino del nostro governo di centrodestra qui del Veneto, della Lega, andava così bene perché in realtà serviva per far comunque attivare le persone, per inserire un reddito aggiuntivo laddove carente o mancante, ma alla condizione di formarsi e di lavorare, che mi pare sia il grosso handicap del reddito di cittadinanza, perché è chiaro che se io ti do un reddito, per quanto poco, per quanto misero, stiamo parlando veramente di poco, però non ti metto nella condizione di poter costruire il tuo presente e il tuo futuro, è un errore madornale, perché in realtà io di fatto con questo piccolo reddito alimento che cosa? Soltanto questa sensazione di essere mantenuto e di non essere in grado di servire il paese, di servire la tua famiglia, di servire la tua persona. Quindi è un errore dal punto di vista economico, psicologico, dal punto di vista della prospettiva del paese. È proprio un errore il reddito di cittadinanza, assolutamente, lo abbiamo detto in ogni forma. Dico anche che parlava Razzolini del 5% del fatturato delle aziende che è stato versato sotto forma di contribuzione. Vorrei specificare, perché è importante, che il mio fatturato nulla c'entra rispetto al mio reddito, cioè preciso, magari avessi il 5% di utile nella mia azienda personale, voglio dire, no? Pagati i dipendenti che sappiamo erano a carico dello Stato, perché nel momento in cui in questa pandemia i dipendenti dovevano essere messi in cassa integrazione, è stato concesso, direi che è stato un intervento straordinario aiutato dall'Europa con il fondo SURE, voglio ricordarlo, e abbiamo messo in cassa integrazione, cioè abbiamo permesso a tutti di non perdere il lavoro e di essere comunque indennizzati, anche se magari non al 100% certamente, ma anche i dipendenti per esempio di quegli alberghi, naturalmente parlo in questo caso di personale a tempo indeterminato piuttosto che di altri, che effettivamente si ritrovavano a lavorare per un'azienda che in quel momento era chiusa o magari non aveva lavoro per tutti. Quindi dal fatturato bisogna togliere tutta una serie di voci. Il 5% può essere poco, può essere tanto, può assolutamente risultare risibile, però è l'errore che si fa ovviamente quando nell'emergenza come è stato devi produrti in una possibilità, diciamo, di contribuzione, la chiamo così, a fondo perduto, per una vastità di tipologie di realtà aziendali che, torno a dire, non sono tutti nelle stesse condizioni, non tutti hanno lo stesso utile, non tutti hanno la stessa forma, diciamo, sia di produzione sia di redditività. Quindi è chiaro che è l'errore tipico che si fa in bene o in male quando in maniera generalizzata si produce un trasferimento senza capire bene quale sia l'effettivo danno subito. Tommaso Razzolini, vorrei fare anche un commento. Prima abbiamo letto la notizia e vorrei anche, insomma, poterla dire nuovamente, perché è stato, insomma, liberato, si trova ancora ovviamente in Sudan Zennaro, che tutti, insomma, si aspettavano il rilascio, ora si trova domiciliare in albergo, dovrà ovviamente rimanere in Sudan per chiarire la situazione e le accuse di cui era poi stato coinvolto e accusato, ma insomma per il momento si trova in albergo. Notizia importantissima, vediamo l'immagine ora dell'imprenditore veneziano, insomma un negoziato che è durato davvero tanto e tante sono state le preoccupazioni, Tommaso. Ma anche noi dalla Regione Veneto comunque abbiamo fatto arrivare al governo la voce per azionarsi e attivarsi proprio per l'obiettivo di liberarlo e di fare luce e chiarezza su quanto è successo. Quindi questa è sicuramente una notizia molto positiva, che un nostro connazionale possa in questo momento essere in albergo ma poi tornare anche in patria, quindi questo è sicuramente una notizia che ci fa piacere. L'ha occupato? La Farnesina, devo dire, su questo è sempre stata assolutamente molto attiva con tutte le realtà che abbiamo potuto vedere con i nostri connazionali quando hanno subito rapimenti, quando sono stati incarcerati in situazioni per noi
ma in generale vorrei dire, perché poi quando parliamo dell'altra parte del mondo, in questo caso l'Africa, come dire, è come se il nostro valore, no, sul tema dei diritti umani, sul tema delle garanzie anche giuridiche di cui godiamo e di cui a volte non ci rendiamo conto, pur con tutte le lentezze del nostro sistema, con le lacune del nostro sistema. Però qui almeno i diritti garantiti sono garantiti davvero, e lì invece sei nella terra di nessuno. Certo. E questo è drammatico, perché quando capita a noi, ed è il caso dell'imprenditore a cui va il mio abbraccio e il mio forte sostegno, anche per il coraggio, come dire, di aprire, no? Queste frontiere, certo, in fondo, di andare individualmente o collettivamente a valutare la possibilità, per esempio, di un commercio e di un'attività di relazione economica anche con questi paesi che in qualche caso si stanno lentamente risollevando, ma dove, come abbiamo visto, le garanzie non sono adeguate, e questo è un problema molto serio che va preso per mano in maniera, direi, importante a livello di G7, G8, G20, in maniera internazionale, perché se vogliamo che il mondo divenga complessivamente un mondo abitato da tutti in maniera tranquilla e serena, dovremo anche garantire o controllare, insomma, quali sono i paesi in cui si possa andare con qualche sicurezza in più, perché così è difficile altrimenti. Possiamo dirlo, abbiamo tirato un sospiro di sollievo, insomma, anche perché avevamo sentito che le condizioni, insomma, non erano di certo condizioni buone, e quindi lui stesso aveva lanciato un appello, perché insomma la situazione era una situazione davvero grave e insomma pericolosa per lui, quindi siamo insomma tutti molto contenti che lui sia libero, anche se ovviamente ancora domiciliari, per chiarire quella che è ormai la sua situazione lì in Sudan prima di poter fare rientro a casa. Un passo. No, c'è la pubblicità. Ci fermiamo solo un attimo per qualche istante di pubblicità, perché dopo parleremo di politica, che capiremo proprio le amministrative, come sta andando. Pubblicità. Siamo tornati nuovamente in diretta, siamo sempre in compagnia di Laura Puppato e Tommaso Razzolini. Dunque parliamo ora di politica con le amministrative. Uno dei comuni più grossi che è commissariato è quello di Conegliano. Com'è la situazione? Partiamo proprio dal centrodestra, Tommaso Razzolini. Io una situazione ancora da definire, anche se credo che ormai siamo arrivati alla scelta. Ecco, lì noi abbiamo un nostro commissario elettorale che tra i vari comuni segue anche Conegliano, e quindi ci sono le trattative in corso. Ovvio, come già detto e ribadito anche da Montuori, se il candidato sindaco lì sarà di Forza Italia, anche noi come Fratelli d'Italia giustamente chiediamo un candidato sindaco in uno dei comuni sopra i 15.000 abitanti, perché insomma credo che sia giusto e doveroso questo, anche per un rispetto reciproco tra alleati e anche come dignità politica, quello sicuramente sì. Dopo sappiamo che Conegliano è l'unico comune, ce ne sono altri di importanti che vanno al voto. Io mi auguro che si possa correre in tutti questi comuni in maniera compatta come centrodestra unito. Adesso attenderemo comunque gli ultimi, credo che questi siano ormai le ultime settimane, gli ultimi giorni di accordi, per poi aprire le corse alla campagna elettorale. Quindi chiederete un altro comune tipo? Ma da quello che so io, a livello regionale, nei tavoli regionali è stato chiesto il comune di Montebelluna. Vedremo insomma adesso come saranno le trattative. Insomma, a Montebelluna abbiamo sicuramente bravissimi amministratori in maggioranza di Fratelli d'Italia, che approfitto per salutare l'assessore Borgia, il capogruppo Favero e il consigliere Gaetano Innocente, e insomma tutti quanti credo che sì, che si possa fare anche una bella lista e portare a casa un bel risultato. Invece per Conegliano state convergendo quindi su un nome unico? Ma l'idea è questa, ma non solo Conegliano, su tutti i comuni, quella di correre come centrodestra unito. Ci mancherebbe, siamo sempre stati di questa idea, anche se in questo momento siamo l'unico partito a livello governativo d'opposizione. Però sì, l'obiettivo è proprio quello di correre con un centrodestra unito, quindi bisognerà trovare un candidato sindaco che prenda dentro insomma tutte le tre forze politiche, da Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega,
anche Cambiamo, ecco, a tutti quanti in maniera da correre in maniera compatta. Credo che questa figura ci sia, adesso bisognerà aspettare le ultime trattative per cercare di trovare una quadra. Sicuramente la situazione di Conegliano non è facile, però insomma non è neanche impossibile. Laura Puppato, che cosa bisogna fare per riacquistare la fiducia dei cittadini, soprattutto lì a Conegliano? Insomma, direi che ascoltando Razzolini, per quel che mi riguarda, tiro sicuramente un sospiro di sollievo, perché, nel senso che far pensare che, per esempio, adesso, per l'amor di Dio, ciascuno fa come crede ed è giusto così, ma qui non stiamo parlando di una grande città, no? Roma, Milano, Bologna, stiamo parlando in realtà di realtà locali, certo più o meno rilevanti, ma comunque realtà locali, dove il valore della persona, lasciatemelo dire, è fondamentale, e il valore della squadra, se possibile, lo è ancora di più. Io dico sempre, e ribadirò finché vivo, che quello che siamo riusciti a fare durante i miei 2 mandati lo dobbiamo certamente in piccola parte a me come sindaca, però moltissimo alla compagine, che è stata straordinaria e si è dedicata anima e corpo alla città per un decennio. Intendo che credo che sia molto bello quello che sta accadendo nella cosiddetta area di centrosinistra, perché a Conegliano il gruppo che si è formato dal BO Noi per Conegliano in realtà sta risultando molto attrattivo a livello proprio di civismo, cioè di liste civiche, di diverse composizioni anche dal punto di vista politico, che ripeto però poi nel locale devono trovare la loro serenità e fare squadra. A Montebelluna sta accadendo una cosa che per me è davvero straordinaria ed spero sarà un esempio anche a livello Veneto e a livello Italia, e cioè si stanno facendo le consultazioni, le primarie come dir si voglia, con 3 candidati, una civica e 2 diciamo caratterizzati da un'esperienza comunale, quindi già consiglieri comunali, tra l'altro 3 persone che casualmente in questo caso ma rappresentano davvero tutti i settori, da quello della scuola piuttosto che l'imprenditoria, no? Piuttosto che appunto tutto il mondo dei giovani e delle nuove professioni. Quindi tra l'altro 2 maschi e una femmina, quindi insomma si sta creando molta attenzione, perché vorremmo che non i partiti politici dicendo Montebelluna, Fratelli d'Italia, invece a Conegliano, Forza Italia, invece a Oderzo, la Lega, no, non è così che funziona secondo me. Funziona che ci siano i cittadini che decidono serenamente quale sia il candidato che per loro meglio sarebbe in grado di rappresentare le loro necessità, i loro bisogni, i servizi di cui la città ha bisogno, e quindi vanno a votare il 3 luglio, nel caso nostro a Montebelluna c'è questa grande opportunità di andare a scegliere il candidato che meglio diciamo, viene considerato dal punto di vista della capacità di guidare la città. Quindi l'invito è invece la partecipazione sia molto alta, che finalmente si torni a decidere il proprio candidato a sindaco e insieme si deliberino anche quali sono i contenuti e i programmi, quelli prioritari, perché i programmi possono anche risultare addirittura simili, ma dare priorità, per esempio, a realizzare una scuola antisismica dove la stanno aspettando da 20 anni e 300 famiglie sono in attesa di quella scuola, piuttosto che dare come priorità, che ne so, un'altra piazza piuttosto che un altro museo, mi pare molto diverso, no? Quindi è giusto che le persone nel locale scelgano le persone. Quello che sta avvenendo nella mia città è molto bello, perché hanno lavorato insieme, c'è una notevole serenità e attività, e insieme vogliono decidere e dare la parola ai cittadini per decidere chi sarà il candidato sindaco. Ma poi la tradizione sarà vasta, tutti insieme. Certo, questi comuni sono comunque comuni importanti del Trevigiano, e comunque sarà un segnale, insomma, per capire com'è la sensazione, com'è il sentore poi anche insomma nel piccolo, ma anche a livello nazionale. Tommaso. Sì, se mi è concesso faccio un'osservazione alla Puppato, che per carità il suo ragionamento anche lo condivido, che è importante che i cittadini tramite le primarie scelgano il proprio candidato sindaco. È più facile in questo momento storico
farlo nel centro-sinistra, dove c'è tendenzialmente un partito grande e poi tante magari liste civiche o altri partiti, ma di un peso molto più ridotto, che in un centrodestra dove comunque c'è, è vero, una forza più, soprattutto in provincia di Treviso, in Veneto, forte, che è la Lega, però poi che c'è anche una buona presenza di Fratelli d'Italia e di conseguenza anche di Forza Italia, che poi a Conegliano è anche sindaco uscente, quindi anche questo va ovviamente a mettere tutta una serie di situazioni in gioco, quindi assolutamente benvengano le primarie, però in questo momento, giusto per una chiave di lettura, è più facile che questo ci sia in un centro-sinistra che in un centro-destra, proprio per un motivo di presenze anche politiche. Laura Puppato. Potrei dire che se così fosse, diciamo che se noi basiamo la politica o l'amministrazione pubblica, come vogliamo dire, in relazione alla forza diciamo, di uno dei partiti della compagine, allora dovremmo scegliere in relazione alle dimensioni. Invece noi abbiamo fatto il ragionamento inverso, cioè abbiamo detto ci sono delle candidature, sì, ci sono. Sono 3 persone credibili, sono 3 persone oneste, corrette, competenti, che hanno avuto un consenso, sì, ci sono, bene. Siccome alla fine credo che la cosa più bella sia che siano le persone, i cittadini a decidere chi è il loro candidato ideale, no? E soprattutto che siano loro a dire quali sono le priorità di governo per i prossimi 5 anni, perché non procedere insieme a far scegliere questo in maniera estremamente democratica, aperta, libera, non c'è nessuno verrà richiesta nessuna appartenenza, non c'è vincolo, quindi potrà venire qualcuno che ha votato chiunque in passato e deciderà se vanno bene, che ne so, Ilaria piuttosto che il nostro candidato del Partito Democratico, che è Loreno Miotto, piuttosto ancora che il candidato dell'altra forza politica, che sono i 5 Stelle, che è Franco, che appunto che è il consigliere Franco. Quindi io penso che insomma dare questa opportunità, conoscere le persone, ascoltarle, capire, farsi un'idea e poi decidere chi tra di loro viene considerato più idoneo a quel ruolo, a guidare la città per 5 anni, a me pare una cosa molto bella, che toglie tutti quei vincoli, tutte quelle decisioni nelle stanze chiuse, tutte quelle necessità di dire uno a me, uno a te, anche se magari poi così sacrifichiamo qualcuno che invece sarebbe stato molto gradito, no, in quella città. Quindi personalmente credo che quello che si sta facendo in serenità, ripeto, in totale amicizia e con un programma condiviso, insomma, per quanto riguarda le cose fondamentali e i servizi da voler dare alla cittadinanza, credo sia una prova di grande democrazia, ma soprattutto non a caso si stanno avvicinando i giovani, che sia quello che la partecipazione, insomma, è l'antico segreto, no? Quello che rende le cose più trasparenti, più chiare e anche in fondo le migliori. Certo. Tommaso, ovviamente in quest'anno, insomma in questi 2 anni di pandemia, adesso i cittadini si attendono delle risposte, insomma, importanti e certe per il futuro. Ma sicuramente sì, ma credo non solo in questo tempo di pandemia, forse magari ora ancora di più. Ora ancora di più e ha toccato certi punti di vista e certi dati che magari tanti non erano consapevoli, e quindi ha un po' anche creato e aumentato una determinata tensione, sicuramente sì, però insomma a livello di amministrazioni, di elezioni amministrative, quindi poi quando si vota il sindaco c'è sempre giustamente molta attenzione, molto ascolto verso i propri candidati, sia consiglieri che sindaci, come giusto che sia, ma proprio perché il comune è il primo ente dove il cittadino ha bisogno. Io ho bisogno, dove vado dal sindaco, vado dall'assessore, vado comunque in comune, quindi giustamente, e anche è bello perché poi nelle votazioni del sindaco c'è anche a volte un voto trasversale, dove poi uno alle politiche vota una cosa ma poi per il sindaco vota un altro, proprio perché la persona in questo sicuramente fa la differenza. Grazie, io vi ringrazio Tommaso per essere stato con noi, e anche la Laura Puppato, grazie davvero. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie e buon lavoro soprattutto.
Dunque noi torniamo a parlare anche di vaccini, abbiamo sentito il presidente Zaia oggi che ha chiarito la situazione AstraZeneca, lo vogliamo ribadire ancora una volta, sopra i 60 anni si potrà fare AstraZeneca, sotto i 60 anni invece Pfizer o Moderna. Chi ha fatto la prima dose con AstraZeneca, se ha meno di 60 anni, nella seconda dose comunque farà Pfizer o Moderna, quindi cambierà il vaccino. Questa è stata la decisione, questo è quello che sarà fatto. Ovviamente bisognerà vedere, valutare, capire insomma l'arrivo dei vaccini, perché quella il grosso enigma insomma solito è che arrivino i vaccini. Non si capirà, si dovrà capire che cosa succederà per AstraZeneca una volta che saranno terminate tutte le seconde dosi per gli ultra sessantenni, e poi le dosi rimaste, che sono oltretutto, è stato detto anche, ovviamente c'è una scadenza, quindi che cosa accadrà a quelle dosi e a chi verranno date. Si parlava di paesi poveri, si parlava di tante soluzioni, però appunto il presidente Zaia ha detto che ancora non si sa che cosa accadrà. L'importante è che arrivino il prima possibile Pfizer e Moderna per continuare la vaccinazione anche tanti giovani che hanno prenotato la vaccinazione. E intanto dalla settimana prossima al via le vaccinazioni anche nelle farmacie del Veneto, sono un centinaio nella marca trevigiana, quindi vediamo il servizio. Il caos AstraZeneca non ferma la campagna vaccinale in Veneto, forte dalla prossima settimana anche della collaborazione delle farmacie. Un centinaio quelle trevigiane coinvolte nelle somministrazioni. A spiegarne l'organizzazione Farmacie Unite: sarà utilizzato il siero di Moderna per tutti i cittadini e in più potrebbe esserci la possibilità per le farmacie di organizzare un open day con il vaccino Johnson & Johnson per gli over 60 che non si sono ancora immunizzati. Sarà quello ovviamente che potrà essere conservato per alcune ore nei frigoriferi della farmacia. Le farmacie avranno a disposizione un minimo di 30 vaccini Moderna alla settimana. Intanto si sta completando il corso per l'accreditamento dei farmacisti, che riceveranno un patentino di vaccinatori dopo aver seguito delle lezioni teoriche, aver frequentato un tirocinio negli hub vaccinali dell'USL e infine aver preso parte alla formazione gestita dall'Ordine. Dal punto di vista di preparazione individuale siamo pronti già in 3, dal punto di vista di idonei all'inoculazione del vaccino. Adesso stiamo valutando con la nostra associazione di categoria quali sono gli impegni e le obbligazioni dal punto di vista logistico, cioè di spazi e di ingressi eccetera. Se ci sarà questa possibilità lo faremo senz'altro. I cittadini potranno prenotare la seduta vaccinale in farmacia muniti di tessera sanitaria e presentarsi il giorno stabilito con la scheda di anamnesi completata. Dopo il richiamo la farmacia rilascerà il certificato vaccinale. Potranno ricevere qui la dose però solo i cittadini che non hanno patologie e controindicazioni alla vaccinazione. Dunque per il Green Pass si parla di validità fino a 9 mesi dall'ultima dose, letto tra le righe significa che dopo questa scadenza qualcosa dovrebbe accadere, lo ha detto oggi nella conferenza stampa il presidente Luca Zaia, riferendosi all'ipotesi di una terza dose vaccinale. Se non sarà una terza dose, ha aggiunto, penso che potrebbe esserci un nuovo vaccino, ritengo che sia indispensabile che non ci sia un nuovo richiamo, così come accade che ci sia un nuovo richiamo, così come accade per l'influenza, poi magari dice mi sbaglierò. Dunque si dovrà discutere anche di questo in autunno, se dovesse esserci o meno la terza dose o un nuovo vaccino per coprire comunque la popolazione. Si attende di sapere poi dal comitato sanitario che cosa si deciderà anche per questo. Comunque ci sono 9 mesi dopo la seconda dose come immunità anche per il Green Pass. Queste insomma le notizie importanti del presidente Zaia. Noi siamo arrivati al termine proprio di questa nostra diretta, ovviamente vi do appuntamento per i telegiornali di questa sera del Veneto alle 18:30, poi Venezia e quindi anche Treviso e la nostra trasmissione in prima serata Ring. Ed è davvero tutto per questa edizione, grazie davvero per averci seguito, arrivederci.